nata, l'hanno accolta le stesse cose, l'hanno attesa le stesse rose, dolce sogno dagli occhi verdi, è tornata, ma è troppo tardi, troppo tardi per chi aspettò. Corde della mia chitarra, se la mano trema sull'accordo, se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo. Corde della mia chitarra, perché vi fermate, perché non suonate voi sole per me? Ah, com'era dolce questa musica, e come adesso sembra inutile se non ci ascolta. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me. Ti vuole bene, l'illusione mi sussurrava, la speranza mi confortava, poi nel cielo del cuore mio, dopo il sole discese il buio, è un addio. Della mia chitarra, perché vi fermate, perché non suonate voi solo per me? Ah, com'era dolce questa musica, e come adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me.
corde della mia chitarra, buongiorno, buongiorno, perché le corde della chitarra della Mirella non ne possono veramente più, si sono scordate e non vogliono più partire, ma grazie a voi Mirella le farà ripartire, perché sono momenti difficili per le associazioni in generale, c'è poca voglia di fare squadra, molto impegno, mettono davanti la burocrazia, tante cose, però noi dobbiamo aiutare le fragilità. L'obiettivo nostro è aiutare le fragilità indipendentemente da coordinatori, educatori, l'obiettivo nostro sono i fragili. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Umberto Tronchin, presidente provinciale Auser Treviso. Buongiorno. Grazie Presidente Tronchin. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie a voi. Di essere qui. Abbiamo collegato da Pordenone il dottor Umberto Tirelli, direttore oncologia medica. Grazie professor Tirelli di essere qui. Io non so sempre come ringraziarla, perché quando parliamo di fragilità lei ne sa qualcosa, forse più di tutti noi, ed è una delle poche persone che ha il coraggio di dire quello che succede, quello che sta succedendo e perché se ne parla poco. Ad esempio il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il fumo, vorrei capire cosa si fa per la giornata mondiale contro il fumo, visto che si continuano a vendere pacchetti sigarette a nastro, dai 10 anni si inizia a fumare, nel silenzio totale sia da parte dei genitori, cosa fa la scuola, ma soprattutto voi che ce la state mettendo tutta, professor Tirelli, lei in particolare, per far capire proprio i danni del fumo. Prego, professor Tirelli. Buongiorno Mirella a tutti i telespettatori. Oggi fumano 12 milioni e mezzo di persone, un quarto della popolazione italiana, e purtroppo negli ultimi anni, nonostante gli interventi terroristici, diciamo tra virgolette, che sono stati fatti in tutte le maniere, per esempio sui pacchetti di sigarette c'è scritto fa venire il cancro, ti fa venire tutte le malattie del mondo, ma i fumatori nonostante il Covid, che inizialmente avevano un po' calato, ma poi dopo il Covid c'è un incremento, non c'è sicuramente nel mondo, ci sono 1 miliardo di persone che fuma, e proprio domani, appunto, come diceva giustamente lei, l'Organizzazione Mondiale della Sanità indice una giornata proprio senza tabacco, cercando di ricordare appunto le problematiche che ci sono, tutte le malattie, ci sono almeno 20 o 30 malattie mortali che sono causati dal tabacco, non tanto dalla nicotina in sé come pensa molta gente, ma dal bruciare della nicotina con le sigarette tradizionali. Questo è il punto, no? Perché le sostanze cancerogene, 70-80 sostanze cancerogene che ogni volta noi inaliamo quando fumiamo le sigarette che bruciano, quelle provocano i problemi, non la nicotina in sé. Un po' come Mirella si ricorda il problema dell'AIDS, no? Il problema dell'AIDS, e tutti pensavano che era l'eroina che provocava l'HIV AIDS, invece non era l'eroina dava degli altri problemi ovviamente, ma era lo scambio di siringa per farsi l'eroina che provocava l'AIDS, lo scambio di sangue che provocava l'AIDS. Insomma, un esempio che può, chi ha vissuto il problema dell'AIDS sa che appunto era lo scambio di siringa. Pensi che in Gran Bretagna a quel tempo davano le siringhe pulite nelle farmacie, e nonostante in Gran Bretagna ci fossero molti più tossicodipendenti, eroinomani che in Italia, l'HIV AIDS colpì molto meno in Gran Bretagna rispetto all'Italia, che invece grazie allo scambio di siringa e allo scambio di sangue ovviamente ha portato appunto a tanti morti. I morti di AIDS erano soprattutto in gente che era stata tossicodipendente o era tossicodipendente. Oggi si verifica un po' la cosa simile per quanto riguarda coloro che fumano. In Gran Bretagna, per esempio, ma anche in altri paesi, molti sostengono e praticano i ministeri della salute di quei paesi, parlo del Giappone, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, dicendo che se uno non riesce a smettere di fumare perché è un dipendente della nicotina, perché è una droga la nicotina, per cui uno fa fatica delle volte a smettere, si riesce a smettere, però ci possono essere delle difficoltà, danno la possibilità di fumare sempre il tabacco, diciamo la nicotina, ma in una maniera che è molto molto meno dannosa, attraverso le
sigarette che non bruciano ma si riscaldano, e cosiddette sigarette elettroniche. Ecco, la mia domanda è anche questa, professor Tirelli, ma sono nocive queste sigarette elettroniche? Perché sembrava che non ci fosse nessun problema, che si potesse fumare tranquillamente. È meglio non fumare. Beh, chiaramente il messaggio è di non fumare, di non cominciare a fumare, esatto. Perché è un errore clamoroso, eccetera. Però, va messo però, perché se ci sono 12 milioni e mezzo di persone che fumano, queste chiaramente andranno incontro, purtroppo, non tutte, ma una buona parte, a delle malattie dovute al fumo. Quindi dobbiamo cercare di intervenire su questo gruppo di persone. Però, come dicevo prima, e i messaggi terroristici e i centri antifumo e i farmaci anche per smettere di fumare, sono anche dei farmaci per smettere di fumare, non hanno funzionato tanto, per cui rimaniamo ancora con tanta gente che continua a fumare delle sostanze e a inalare delle sostanze cancerogene fumando le sigarette che bruciano, le sigarette tradizionali, come si dice. Allora, in queste persone, in Gran Bretagna per esempio, i medici di base della Gran Bretagna possono prescrivere le sigarette elettroniche, appunto perché in questa maniera il concetto della riduzione del rischio non è l'eliminazione del rischio, ma la riduzione del rischio. È come quando si dice, non so, di andare in macchina, di non andare oltre una certa velocità, di avere le gomme pure non lisce, eccetera, eccetera, usare insomma, la riduzione del rischio, così avviene. Però per mi altre... scusi primario, professore, perché veramente è un onore parlare con lei, anche perché sa spiegare molto bene in maniera semplice anche le cose. Non si può dire che non si può sapere che il fumo fa male, non si può non sapere che gli alcolici e i superalcolici fanno male, specialmente i ragazzi sono molto svegli. Il problema è: cosa offriamo in alternativa a questo? E questo è un tema. Ma il secondo tema è: non è che forse c'è qua, specialmente nel Veneto, il famoso mi non vo combata, ma sì, tanto. Cioè facciamo fatica a capire l'importanza della salute, la prevenzione. Ecco, la prevenzione se ne parla pochissimo. Io nella mia trasmissione cerco di dare il massimo, penso di aver accelerato di più, però si fa fatica. Al momento ti dicono sì e dopo se ne fregano. Vale per l'alta velocità, vale per il fumo, vale per la droga, vale per mangiare male. Prego, professore. Sì, è così proprio. La prevenzione però sui ragazzi non deve, sui giovani che potrebbero cominciare a fumare, come succede, cominciano a fumare casomai le sigarette elettroniche, poi casomai passano anche alle sigarette invece più dannose, che sono quelle che bruciano, le sigarette tradizionali. Ecco, questo è il punto. La prevenzione sui ragazzi non la si deve fare ricordando il cancro o l'infarto, tutte queste cose che sono lontane dalla loro mentalità dei ragazzini, parlo di 10, 12, 13, 14 anni, ma bisogna intervenire invece con i messaggi, per esempio sulla litosi del fumo, sui denti che diventano brutti, sul fatto che quando si bacia uno si accorge che ha fumato, non è tanto piacevole, può essere non piacevole. Nella scuola e nella medicina intervenire su, per esempio, gli igienisti dentari che diano loro i messaggi ai ragazzi anche che vedono che non va bene fumare perché si rovinano i denti, e le visite sportive, i medici appunto sportivi che appunto ai ragazzi dicono di non fumare, che fa male, cioè dobbiamo cercare di prevenire in coloro che non hanno ancora cominciato a fumare appunto il fatto che possono fumare, perché invece poi succede, come si vede in giro, che ci sono tanti ragazzini che fumano le sigarette elettroniche, che sono meno dannose, ma però che sono dannose lo stesso, cioè non è che non dirò niente da zero. E invece per coloro che fumano invece già, e sono 12 milioni di persone come dicevo prima, e questo è un altro discorso, bisogna cercare di fare in modo che se non riescono a smettere di fumare, cosa che
Purtroppo, come dicevo prima, non è tanto facile farlo, perché appunto la nicotina è una droga, uno fa fatica a smettere, si può smettere, però si fa fatica, e i centri antifumo non hanno avuto grande successo in tutti questi anni. Allora cercare queste persone, come fanno altri paesi, di consigliare meno maniere di usare la nicotina, però in maniera molto meno dannosa, per esempio con le sigarette elettroniche. Molti enti regolatori in Europa e nel mondo, parlo di Olanda, Germania, Stati Uniti, Giappone, eccetera, hanno detto che fumare le sigarette elettroniche è molto meno dannoso rispetto a fumare le sigarette tradizionali, proprio perché nel riscaldare si producono molto meno sostanze cancerogene rispetto invece al bruciare. Questo è il problema, no? Allora molti enti regolatori hanno detto questo. Purtroppo in Italia invece ancora il nostro Istituto Superiore di Sanità è ancora su una linea di condanna anche delle sigarette elettroniche, che per certi aspetti potrebbe essere anche giusto, ma però non incide sulla salute dei 12 milioni di persone che continuano a fumare nonostante tutti i messaggi terroristici e tutto quello che noi vogliamo dire per quanto riguarda le sigarette tradizionali. Molto chiaro, professor Tirelli, molto chiaro. Adesso le darei la parola anche al presidente dell'Auser di Treviso, Umberto Tronchin, per parlare di questo progetto e di tanti progetti che l'Auser sta facendo, coinvolgendo bambini e anziani che diventano protagonisti su questo bellissimo progetto che si chiama Mille Colori. Prego, presidente Tronchin. Sì, il progetto è partito operativamente dopo la formazione a metà di marzo, e quello che stiamo riscontrando è che quella patologia che si chiama DHD, ma che si chiama disturbo dell'attenzione, è molto diffusa ed è stata accentuata appunto dal momento di isolamento che abbiamo vissuto con la pandemia. Non è un caso che molti ragazzi e bambini e molti anziani hanno sofferto maggiormente questo isolamento. Il progetto sta trovando molta attenzione e soprattutto sta trovando anche molta partecipazione, perché in primis le scuole e non solo le istituzioni tipo l'ULSS che seguono il mondo dell'età evolutiva dell'infanzia, le scuole vivono drammaticamente molto spesso i problemi di atteggiamenti un po' difficili da parte dei ragazzini. Abbiamo visto ieri cosa è successo con il ragazzo. Esatto, e questo qui è un altro episodio ovviamente. E credo che questo progetto, che probabilmente verrà inserito sui piani di zona dell'ULSS, ha aperto un velo rispetto a una disabilità o comunque ad un disturbo che era molto poco conosciuto. Questo progetto finirà al 30 di settembre, ma stiamo presentando in queste ore un nuovo progetto che ragiona in un modo ulteriormente intergenerazionale. Cioè noi che parliamo di invecchiamento attivo e di invecchiare attivamente, siamo posti il problema di come le generazioni degli anziani possono essere di aiuto non solo ai bambini ma anche alle famiglie, ma anche alla società, alle comunità dove viviamo. E questo progetto di cui stiamo finendo in queste ore la trasposizione sui disposti della Regione Veneto determinare un'altra condizione, cioè noi non avremo più solamente le persone anziane, che ovviamente sono affiancate dagli educatori con cui noi abbiamo un rapporto di collaborazione, ma anziani faranno parte dei laboratori, in modo tale da intervenire anche sul decadimento cognitivo, che molto spesso è una patologia che affligge le persone anziane proprio perché vivono dentro un clima di solitudine e per cui ovviamente non c'è più la condizione di interagire con il mondo, e questo ovviamente è una patologia molto presente nel mondo degli anziani. Per cui ulteriormente si sviluppa il concetto di intergenerazionalità, e io sono fortemente convinto che anche dentro le risposte che il mondo delle persone anziane sa dare agli aiuti alla collettività, ci giochiamo quella che oggi è una necessità di accrescere il problema della questione della natalità, che abbiamo visto sta scendendo, e
purtroppo drammaticamente, molto spesso perché non ci sono servizi, molto spesso perché le famiglie non sono accompagnate. E allora proviamo a intervenire insieme al mondo delle istituzioni dando il contributo di chi magari ha smesso di lavorare o ha il cuore buono o ha il tempo libero, e proviamo a ragionarci assieme e a condividere alcune idee. Io credo che su questi temi ci sia necessità veramente di costruire una squadra, una rete. Prima Mirella diceva le associazioni fanno difficoltà a fare rete. Ecco, io sono fortemente convinto che dentro la rete ci sono tante risposte che possono aiutare le nuove generazioni. Io ho sempre vissuto questo conflitto, i vecchi rubano il futuro ai giovani, come una questione sbagliata posta in modo ideologico. Le persone anziane possono essere utili dando servizi che non costano nulla, fondate solo sul buon cuore, solo sulla condizione di aiutare il prossimo, e su queste questioni io credo che tutto il mondo delle istituzioni, il mondo della rappresentanza, i corpi intermedi della società dovrebbero riflettere per trovare nel sistema di welfare anche queste condizioni che possono aiutare le persone. Una delle cose su cui stiamo lavorando, abbiamo svolto come associazione qualche settimana fa in provincia di Treviso, poi a livello regionale è finito a venerdì scorso a livello regionale, la conferenza di organizzazione che abbiamo fatto, in cui si determinano o si prova a ragionare sulle politiche future. Uno dei temi è come costruiamo una grande rete solidale all'interno delle nostre comunità. Una delle idee che ho proposto, che abbiamo proposto come associazione, è quella di costruire una solidarietà di vicinato, in cui le persone danno una loro aiuto, una loro mutualità fra conoscenti. Riallacciamo i rapporti con chi ci abita vicino, conosciamolo, aiutiamoci. Ci sono tanti problemi, uno non può portare un peso, l'altro ha un bambino a cui bisogna dargli un occhio 10 minuti perché la madre ha un impegno. Io credo che su queste questioni, ma anche il fatto della civiltà, di non trovare le persone dentro le case, e ormai non parliamo più solo di anziani, ma di molte persone che vivono sole e le troviamo dopo mesi, settimane, che non esistono più a questo mondo e sono vissute, morte da sole dentro i quattro mura, e nessuno si è occupato di loro, nessuno ha capito il loro disagio. Ecco, credo che l'attenzionare chi ci sta vicino non è una curiosità delle famose comari venete. L'attenzionare chi ci sta vicino è provare a proporre un aiuto, e credo che questo sia fondamentale, deve coinvolgere tutta la rete di chi opera nel sistema di welfare, ma anche chi dentro le fabbriche fa la contrattazione, che è il mondo sindacale, ma anche chi va in pensione e ha delle competenze, o chi ha del tempo libero e ha delle competenze e le vuole mettere a disposizione degli altri. Questo si chiamerebbe far rete. Caro Presidente Tronchin, tutto vero quello che lei dice, però qui, specialmente nel nostro paese, e lo dimostrano i fatti, dividi e ti impera. Io dico sempre, è inutile che abbiamo 6.000 associazioni, 7.000 di volontariato, se poi non conosciamo la signora Maria dove abita, che è sola e ha bisogno di aiuto. Eppure questa signora Maria paga le tasse, ha un numero civico, un indirizzo, un nome e cognome. Certo. Ma finché non si metteranno in testa a dare a queste persone diversamente giovani, come li chiamo io, i numeri delle associazioni che possono aiutarle, perché come che chiamano Sveglia Veneti, possono chiamare benissimo l'Ause o chi per esso, per essere aiutati, noi non andiamo da nessuna parte. Ma siccome il business è entrato all'interno della solidarietà e del sociale, e la politica a gamba tesa capisce che noi non andiamo da nessuna parte, nonostante i numeri che noi continuamente a dire di volontariato. Un momento solo, Presidente, perché abbiamo Rinaldo in linea, se no mi cade la linea. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a te. Buongiorno. Buongiorno. Quello che dice il Presidente, le parole sante e parole giuste. Meglio dei cuscini lui poteva trovare un Presidente per fare quello che fa. Grazie. E intanto al professore vorrei dire che mi sono un esempio, perché ho cominciato a fumare a 10 anni, negli anni 50, quando che in aree americane venivano le linee di Savoni, va bene? Da piccolo mi cominciai a fumare e sono arrivato a 39 anni dopo che ero morto, perché a 30 anni se mettevo un piede in acqua in spiaggia mi veniva fuori la tosse, avevo un dolore sul petto, avevo 100.000 robe,
mia moglie mi diceva non sta fumando, mi sapevo che era il fumo e non quedavo retta. E cosa voglio dirgli ai giovani? Se volete portare scarpe da vecchi, non stai fumare, che la vita che deve viverla senza malattie, non stai in cerca di tappare malattie che ti regala il fumo, e te ne regala finché ti vuoi. È morto mio papà con l'efisema polmonare e mi è morto sui bracci a 65 anni. Voglio dire, il fumo è una roba terribile, ragazzi. Mangiate altri, mangiate, andate via con le ragazze, fate quello che volete. Ma il fumo vi rovina la vita. Dopo fate quello che volete. Ma se siete intelligenti, come che credo me, perché una volta avremo... Veloce, Rinaldo! Non sei fumare, volete portare scarpe da vecchi. Bravo, questo è il messaggio. Grazie al nostro Rinaldo, messaggio molto importante. Ecco, professor Tirelli, come commenta questi diversamente giovani che arrivano anche a 104 anni, ecco, anche veramente in condizioni direi quasi ottimali, perché ragionano, una vita sana, non hanno mai visto il medico, però poi c'è una buona parte che non si cura e non fa prevenzione. Io punterei molto sulla prevenzione, perché secondo me è fondamentale, ecco, capire cosa ti può far bene, cosa ti può far male, ma ascoltare il tuo corpo, ecco, ascoltare il corpo. Prego, professor Tirelli. No, parlavamo dell'invecchiamento, del fatto degli anziani. Teniamo conto che oggi in Italia ci sono 20.000 ultracentenari e questi 20.000 ultracentenari ne trovo ben pochi che fumano. Quelli che fumavano erano già morti prima, non sono arrivati a 100 anni. E così vale anche per l'alcol. Troverà ben pochi ultracentenari che si ubriacano, cioè non esiste. Quindi ovviamente la prevenzione si dimostra anche in questi fatti. Oltretutto poi, come diceva giustamente il Presidente riguardo dell'invecchiamento, noi per esempio qui nella clinica Tirelli Medical qui a Pordenone studiamo proprio anche la medicina anti-invecchiamento, cioè non perché si possa invecchiare meglio facendo la cosiddetta medicina anti-aging, in cui si vanno a vedere delle anomalie nel sangue e poi si fanno degli interventi che possono migliorare la salute e la vecchiaia delle persone, tenendo conto però che già in molti tumori, parlavamo prima, abbiamo accennato poi ai tumori, ma pensi che oggi ci sono 1100 nuovi casi oggi in Italia, adesso non c'è la connessione, ecco, ci sono 1100 nuovi casi oggi in Italia, no? Di questi molti sono evitabili attraverso la prevenzione che alludeva lei, Mirella, per esempio non fumare, non abusare dell'alcol, fare attività fisica, non ingrassare, eccetera, eccetera, ma anche facendo delle diagnosi precoci. Se in famiglia c'è stato un tumore della mammella, c'è stato un tumore del colon, c'è stato un tumore della prostata, ecco, sappiamo che facendo degli esami particolari che sono la mammografia, il sangue occulto nelle feci, la rettocoloscopia, l'esame urologico, il PSA, eccetera, possiamo scoprire delle malattie tumorali in una fase iniziale che può guarire molto meglio rispetto ovviamente a quando invece le stesse malattie vengono fatte diagnosticate in una fase più avanzata. Per cui la prevenzione da una parte, non fumare, non abusare dell'alcol, non ingrassare, fare attività fisiche, eccetera, e dall'altra la diagnosi precoce, facendo appunto quegli esami che servono soprattutto in coloro che sono a rischio perché hanno una famiglia dove ci sono queste malattie che ho elencato prima, e quindi facendo degli esami che servono per evidenziare se ci sono queste malattie e così via. Quindi poi volevo anche ricordare che nella nostra clinica qui studiamo proprio gli aspetti importanti della qualità della vita, come la sindrome da fatica cronica, la fibromialgia e il long covid. Il long covid è stato è una conseguenza dell'epidemia molto, molto severa, poco valutata, è stata poco valutata nel tempo, ma ancora esistono tante persone che hanno le conseguenze dell'infezione da Covid che hanno avuto
e che non hanno casomai dato grandi problemi, ma che però hanno lasciato questo strascico, si chiama long covid, che è appunto un insieme di sintomi che rendono la vita molto complicata. Anche in queste patologie abbiamo dei trattamenti veramente molto efficaci, che sono l'ossigeno-ozonoterapia, per esempio, che è un trattamento che ci dà veramente dei grandi risultati nelle patologie appunto caratterizzate da spossatezza, stanchezza, dolori e quant'altro. Molto importante. Andiamo in pubblicità. Per noi famiglie è molto difficile perché cerchiamo di dare l'educazione che è sempre stata data a noi, però questi nostri figli non rispondono. Una volta erano i monelli o i bambini vivaci, oggi l'iperattività è considerata una vera e propria patologia di disturbo nel comportamento, una situazione ancora poco nota soprattutto alle famiglie stesse. Una volta che arriva la diagnosi bisogna comprenderla e bisogna attivarsi in modo tale che ai nostri figli, che siano bambini o ragazzi, vengano date tutte le opportunità di cura e di supporto che il territorio può dare. Genitori che nel Coneglianese si sono riuniti in associazione con un obiettivo ben preciso. Facciamo tanta formazione nei comuni del Trevigiano affinché tutte le persone che vengono a contatto con i nostri figli, che siano insegnanti, allenatori, catechisti, babysitter, anche i nonni, sappiano cosa sono queste difficoltà, come accogliere i bambini e i ragazzi e come gestirli. Ed è qui che l'AUSA di Treviso ha deciso di sviluppare, con il supporto di alcuni comuni della Marca, il progetto 1000 colori, che vede in prima linea la terza età. Nella nostra provincia abbiamo già delle associazioni nostre che fanno i dopo scuola, che fanno moltissime altre attività, e per cui penso che ci sia la condizione perché questo diventi un progetto che guarda al mondo dei bambini e dei ragazzi. 4 serate di formazione per conoscere e sapersi rapportare. Passare da quello che è l'immagine di un ragazzino e quindi il comportamento a quello che è l'origine di quel comportamento e quindi la fragilità che ci sta alla base. Un progetto che vede coinvolti l'US2 e diversi comuni della Marca che su questo tema hanno investito oltre 1 milione di euro per l'assunzione e la formazione di 23 educatori speciali. Educatori in tutta la provincia che possono permettere all'interno delle scuole di intervenire in situazioni proprio collegate a questo. Ovviamente questo è un primo tassello che va ad inserirsi proprio in una verifica delle disabilità non visibili come questa, che devono venire in emersione proprio per aiutare le famiglie, l'intera comunità, ma soprattutto anche il mondo della scuola. Abbiamo in linea Antonio da Padova. Ciao Antonio. Buongiorno Mirelle, buongiorno anche a tutti gli ospiti. Buongiorno. Beh, io sono nella zona qua, diciamo un quartiere, e vedo tanti divorzi, genitori che si dividono con i figli che vanno un po' a destra e a sinistra. Cioè io qua o è come si può dire, il tenore di vita basso, tanti problemi di soldi, sono tanti problemi, ma vedo che qua le famiglie si dividono, pochi si sposano, molti si accompagnano. Cioè, i valori sono spariti, cioè non c'è più la famiglia, vabbè, è una fortuna avere la famiglia sana, è una fortuna che siano, è una fortuna perché vedo che c'è tanti fallimenti. Io non lo so che cosa si può dar la colpa, ma chiaramente la solidarietà è sparita, in Italia proprio non esiste. Io vedo anche che adesso addirittura il nostro Presidente della Repubblica va a Ravenna. Ma quanti giri si è fatto il nostro Presidente della Repubblica? Si è fatto il giro di Ravenna, di Amatrice, dell'Emilia Romagna col terremoto. Lui se li fa tutti i giri, come lui e come i capi di governo. Ma dopo cosa che cambia? Perché non vuol mica la presenza, non è che dici che tu marchi il cartellino come io quando andavo al lavoro, che marcavo il cartellino e poi non facevo niente. Cioè, io voglio dire una cosa, ma la solidarietà, ma c'è ricchezze, c'è gente che porta a casa milioni e milioni di euro, ma c'è gente che ancora vive nelle baracche terremotati, nonostante questi caroselli
di personaggi che vanno a vedere i luoghi, addirittura anche la Ursula von der Leyen che è andata a fare il giro, arriva quasi, non lo so, ditemelo, cioè io posso capire che politicamente sarà valido farsi vedere nei posti giusti, ma poi dopo cos'è che fanno? Spariscono? Vi ricordate i terremotati in Amatrice? Vi saremmo vicini? Sì, erano vicini, sì, per far pagare le tasse. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche questa mattina le riflessioni di Antonio, tornerei al progetto Mille Colori, prego Presidente. Sì, come dicevo prima il progetto è partito, adesso stiamo attivando alcuni laboratori nuovi, siamo partiti con il teatro terapia, con appunto la parte didattica che comunque viene conservata nel doposcuola, faremo parte in questi giorni il gruppo del rugby e stiamo mettendo insieme i quattro gruppi che sono nati, Ponte di Piave, Silea, Le Coletti di Treviso e Casier. Mettiamo insieme anche questi ragazzi perché facendo i gruppi prima di tutto si fa socialità, poi si scambiano esperienze, poi si riesce a fare, che ne so, la squadra di rugby che gioca rugby touch, faremo probabilmente il karate per cui diamo a questi ragazzi l'opportunità di misurarci in un modello educativo che non è quello fai questo e l'ordine, l'imposizione, perché loro non l'accettano, come diceva prima Silvia nell'intervista, ma si educano con gli esempi. E credo sia fondamentale, sento le mamme che ogni tanto qualcuna mi chiama e mi dice Presidente grazie, stiamo lavorando bene, vedo i ragazzi più sereni, si divertono e credo che questo sia intanto un primo beneficio che diamo alle persone, ai bambini e anche alle loro famiglie. Secondo, una grande soddisfazione perché è un progetto che sta funzionando, tanto è vero che la nostra rete associativa nazionale l'ha proposto in tutte le regioni e mi hanno chiamato parecchie appunto regioni e province in cui c'è la nostra associazione per poter sviluppare questo tema. Voglio dire una cosa, intanto ringrazio il professore delle cose che dice. Io non ho mai fumato e mai bevuto, fortunatamente, però vivo gli agenti patogeni che durante il lavoro con cui sono venuto in contatto durante il lavoro sono per esempio l'amianto. Io ho lavorato a Venezia, a Porto Marghera, nelle ferrovie dello Stato e l'amianto era presente, per cui dico che abbiamo già delle condizioni di agenti che incrociamo nella vita, evitiamo quelli che possiamo evitare, il fumo e l'alcol per esempio, siamo noi che li adottiamo, non ci vengono incontro. E poi dico che anche su questi temi, come diceva il professore, sarebbe opportuno fare rete, perché noi parliamo di invecchiare in modo bello, in salute, e dentro questa discussione c'è sicuramente dentro le condizioni di vita, come dicevamo prima, ma anche le condizioni psicologiche, ma anche la socialità, ma anche l'apprendere permanente, ma anche dare qualcosa di quello che abbiamo imparato agli altri. E poi avendo una filosofia di vita che sta dentro un regime, per esempio fare rete significa portare le riflessioni che faceva il professore anche all'interno delle comunità. Io adesso mi viene in mente che lo facciamo, molte volte lo facciamo, con i medici coinvolti a spiegarci come possiamo vivere meglio, cosa dovremmo evitare di fare, cosa invece sarebbe obbligatorio fare, dall'alimentazione all'attività fisica. Ecco, credo che questo scambio di opinioni, questo scambio di conoscenze è sicuramente un fattore determinante per sviluppare un modello di vita migliore per tutti. E magari, anche se invece che 20.000 saremo 24.000, fra un po' di centenari, allungare la vita penso sia un fatto positivo, visto che qualche decina di anni fa la vita era molto più breve di adesso, e adesso speriamo che quello che nel corso degli ultimi 40 anni con il modello industriale che si è sviluppato non ci porti indietro, perché già qualche problema ce l'ha dato il Covid, no? Come ha spiegato bene il professore. Allora andiamo a vedere invece queste foto dello staff del professor Tirelli che fa squadra, che ha questa squadra meravigliosa, ma soprattutto professore, ecco, parliamo anche, visto che lei ha nominato il long Covid, questi invece vaccini che si stanno studiando, perché sembra
che veramente possono veramente aiutare a guarire il tumore. Ecco, c'è uno studio, ci sono degli studi dei ricercatori, è molto importante, pensate la ricerca sui vaccini quanto importante è. Prego professore, vediamo anche il suo staff. Sì, i vaccini nel tumore non sono vaccini preventivi, ma sono vaccini terapeutici. Abbiamo già dei vaccini preventivi, per esempio il vaccino contro l'epatite B, il vaccino contro l'human papilloma virus o HPV per i tumori dell'utero, dell'ano, della vagina, eccetera. Abbiamo già dei vaccini tradizionali, come i vaccini che fanno, diciamo, prevenire i tumori, ma quello che Mirella lei alludeva è invece un vaccino terapeutico, cioè un vaccino che dal tessuto del paziente tumorale, dal tessuto tumorale del paziente si riescono a creare dei vaccini, delle diciamo, terapie immunologiche contro il tumore del paziente proprio e con dei risultati che potrebbero essere molto molto efficaci nel singolo paziente. Quindi è una cosa che deriva un po' dal vaccino del Covid, è una cosa che deriva da questi tipi di vaccini e adesso si sta studiando, ci sono anche dei risultati già positivi nei pazienti nei quali ci sono appunto dei risultati con questo vaccino terapeutico contro il cancro. Però nel frattempo, a questo proposito, noi qui nella nostra clinica Pordenone abbiamo proprio la possibilità di fare nei pazienti tumorali che non beneficiano dei trattamenti convenzionali, andare a vedere le alterazioni biologiche che ci sono sul singolo tumore del singolo paziente e vedere di fare delle terapie proprio specifiche, personalizzate per quel singolo paziente. Qui nella nostra clinica lo possiamo fare in collaborazione con altri istituti a livello nazionale di alta qualità. Però per tornare un po' a quello che diceva il Presidente, è vero, i ragazzi sono, diciamo, influenzati molto dai social, cioè questa è la verità, bisogna essere realisti. Questi ragazzi hanno molti problemi dovuti anche proprio ai social, che hanno dei vantaggi per certi aspetti, ma tanti svantaggi, perché vengono date informazioni e comportamenti che non sono i migliori che si possono avere, e quindi certamente dobbiamo collaborare con le famiglie, perché anche questo è un altro problema. Le famiglie sono molto assenti, spesso assenti perché per motivi vari che sono stati già elencati prima, però certe malattie o certe problematiche, tipo come quella del disturbo dell'attenzione di cui si parlava prima, ma anche di altre patologie che noi curiamo, per esempio come la sindrome della fatica cronica, derivano da problemi che sono poco studiati e poco valutati in generale, e oggi sono molto più frequenti rispetto al passato, e quindi dobbiamo cercare di intervenire nella maniera migliore. Certo che le scuole, che rimangono sempre il nostro bersaglio principale per cercare di dare le informazioni corrette sullo stile di vita, sulla socialità, su come non morire al sabato sera attraverso gli incidenti stradali che purtroppo ogni weekend ci assillano veramente in maniera patologica, in maniera proprio patologica nel vero senso della parola, e non è semplice perché ci sono tanti problemi, no? Adesso anche questo caso di questo ragazzo che ha aggredito la sua professoressa, il nostro ministro dice ci vorrebbero degli psicologi, ma chiaramente è un problema molto complesso in generale, per cui cerchiamo di aiutarci per coloro che si interessano alla salute sia psichica che fisica dei ragazzi e degli adulti e degli anziani, perché giustamente, e do questo ultimo messaggio, alla fine poi appunto solo 20 anni fa, quando c'era un centenario, era una cosa quasi eccezionale. Adesso in Italia ce ne sono 20.000 ultracentenari e molti non sono proprio in grandi condizioni, ma ce ne sono anche di quelli che sono in ottime condizioni. Kissinger ha compiuto 100 anni, esatto, e ha fatto
una riunione con il ministro del cinese dandogli delle indicazioni su cosa fare con Taiwan. Certo. Senta professor Tirelli, un'altra cosa volevo parlare e far capire invece l'importanza della ricerca anche per i malati oncologiche. Queste cure una volta devastanti non sono più così. Noi vediamo veramente questi pazienti, ecco, che si sottopongono a queste cure anche giornaliere che durano pochissimo e poi ritornano a casa tranquillamente. Ecco, anche qua la ricerca ha fatto passi veramente importanti. Prego professore. Certo, sia per gli effetti collaterali che erano associati inevitabilmente alle chemioterapie, per esempio adesso sono molto meno importanti proprio perché ci sono dei farmaci, dei trattamenti che migliorano molto l'accettabilità della chemioterapia, e poi ci sono altri trattamenti nuovi che sono quelli della immunoterapia, sono trattamenti appunto che intervengono sul sistema immunitario del tumore e che quindi hanno dei vantaggi notevoli. Speriamo che si possano estendere anche ad altri tumori dove adesso non sono ancora questi risultati. Poi appunto la qualità della vita dei pazienti oncologici è molto importante. Teniamo conto che oggi ci sono in Italia 3.600.000 pazienti che vivono con tumore, il 6% della popolazione generale italiana. Di questi 3,6 milioni ce ne sono 1 milione che si possono considerare guariti, quindi sono stati fatti dei progressi notevoli. Ecco, teniamo conto che per esempio gli ultracentenari di cui parlavo prima, ce ne sono molti che hanno avuto tumori nella loro vita, c'è chi ne ha avuti 2 o 3 e sono guariti dei loro tumori e hanno più di 100 anni, cioè non è che appunto spesso si dice, voi giornalisti Mirella dite sempre di un male incurabile, tutti coloro che muoiono hanno un male incurabile per definizione, no? E anche se sono stati sotto una macchina dicono sarebbe dire è stato un male incurabile perché è morto, per dire, però male incurabile si intende i tumori, certo. Che invece non è così. Non è così, è falso, perché tante persone, le ho detto prima, 3.600.000 persone vivono in Italia con tumori, di cui 1 milione sono guariti, quindi questi signori quando si sentono dire male incurabile intendendo un tumore, insomma, certamente ci sono tanti che muoiono, ovviamente. Però, insomma, professor Tirelli, un'altra cosa importante, visto che ha parlato di giornalisti e giornalismo, quanto importante è la comunicazione corretta. Io so che molte volte lei si è arrabbiato in giornate anche molto importanti perché si parlava poco del tema tumore e cancro. Ecco, un'informazione corretta. Secondo lei si sono fatti dei passi importanti oppure la comunicazione corretta è ancora scarsa nel nostro paese? Beh, la comunicazione corretta è un po' difficile perché molte persone, sia dei miei colleghi, sia medici in generale e d'altra parte giornalisti, alle volte cavalcano l'onda ma senza, per esempio parliamo del Covid, no? Che chiaramente è stato un problema molto serio evidentemente nel mondo, non è che non è stato un problema serio, è stato un problema serio, però teniamo conto che quando c'era la peste a Venezia, piuttosto che in tante città del Veneto sono stati periodi della peste, moriva metà della popolazione moriva della peste o delle infezioni che c'erano. Nel Covid sono morti all'inizio dell'epidemia, sono morti l'1% di coloro che si erano infettati, 1-2%, poi più avanti praticamente non è morto quasi più nessuno, nell'ultima parte quando c'era Omicron che girava, che era una variante molto benigna, però non si teneva conto di morire per il Covid o con il Covid, erano 2 cose completamente diverse e questa è stata una informazione sbagliata, terroristica. Per molto tempo è andato avanti così, per circa 1 anno negli ultimi tempi. Si diceva dei morti, morti di Covid, ma erano gente che erano in ospedale per altri motivi. Avevano preso il Covid, ma non erano morti di Covid, erano morti di altre malattie, però erano anche infetti del Covid, ma questo non voleva dire che erano morti per Covid, erano morti con il Covid. Per esempio questa informazione qui non è stata mai data.
Pensate quanto cambia un piccolo avverbio per o con in una frase, perché diventa una frase fatta, un piccolo avverbio però che cambia il senso della frase. Esatto. Questo è stato una delle cose. E d'altra parte in Gran Bretagna, per esempio, che sono andati a studiare tutti coloro che erano morti di Covid, avevano visto che c'era un 20-30% che non erano morti per il Covid, cioè con una polmonite dovuta al Covid, ma il 20-30% che erano morti di altre cause, ma avevano anche il Covid, ma non era stato poi quello la causa principale. Certo. Ecco, questo è il punto. Dopodiché si davano tutti i giorni il numero dei morti. Ebbene, ricordiamoci che ogni giorno muoiono tante persone, non è che anche nel momento che c'era il Covid morivano 1800 persone al giorno di tutte le cause, ma quando si diceva oggi sono morti 500 persone per il Covid, a parte il discorso del per o con, ma si dimenticava di dire che ce n'erano tanti altri di più che morivano di altre cause, per esempio di malattie tumorali, di malattie cardiovascolari, che sono le cardiovascolari sono quelle anche allora le più frequenti. Ecco, voglio dire che bisogna sempre non saltare sopra all'argomento. La stessa cosa è successa per l'AIDS. Chi ha vissuto quei fenomeni c'è stata la stessa cosa, cioè si diceva che baciando una persona si poteva prendere l'AIDS, cosa che invece non era così, oppure c'era stato un terrorismo anche lì e che... Tanto è vero che si aveva paura di avvicinare un malato di AIDS proprio perché per per questi problemi che hanno sorti. Come ci saluta professor Tirelli? Ormai il tempo è volato, prego. Non ho capito. Come ci saluta professor Tirelli? Una buona salute, tenendo conto che appunto anche la medicina anti-invecchiamento è molto importante. Noi ci stiamo focalizzando anche proprio su questi aspetti, facendo delle indagini di coloro che tengono la loro salute anche a lungo termine, e oltre a dare le informazioni sulla prevenzione e la diagnosi precoce, che spesso viene dimenticata. Io sa quanti, Mirella, di tumori del colon metastatici ho visto in soggetti che avevano i genitori che avevano avuto un tumore del colon e nessuno gli aveva detto di fare la rettocolonscopia, eccetera eccetera, per cui voglio dire c'è tanto da fare. Comunque anche nelle persone che vogliono sentirsi meglio abbiamo la medicina anti-aging o anti-invecchiamento che qui studiamo nella mia clinica qui a Pordenone, Tirelli Medical, e appunto invitiamo tutte le persone a valutare questo aspetto, tenendo conto che l'ossigeno ozonoterapia è un trattamento veramente molto molto efficace, del tutto privo di effetti collaterali in tante patologie come la fibromialgia, la sindrome della fatica cronica e il long covid. E comunque, detto tutto questo, speriamo di stare tutti bene e vi auguro una buona giornata a tutti e una buona settimana. Grazie professor Umberto Tirelli, buona giornata anche a lei, grazie di essere stato con noi, grazie. Allora, prima di salutare l'altro ospite, il presidente Umberto Tronchin dell'Auser Treviso, andiamo a vedere questo pulmino Auser Pertini a Venezia, andiamo a vedere. Abbiamo questo mezzo che facciamo un servizio per i disabili, però purtroppo a 200.000 chilometri lo abbiamo sfruttato al massimo. Ora questo pulmino costa più di gestione che non resto. Per questo il comitato del quartiere Mestrino Pertini con l'Auser lancia un appello affinché si possa sostituire il mezzo ormai obsoleto con uno nuovo. Chiediamo un po' a tutti di darci una mano, perché un pulmino del genere col trasporto della carrozzina costa circa 40.000 euro e stiamo chiedendo un po' di aiuto a tutti quelli che possono e che ci diano una mano, come dire, non a noi come persone, come volontari, ma per chi ha proprio necessità, soprattutto in questi ultimi tempi in cui la sanità non è che vada così bene. L'attività di trasporto infatti va incontro alle esigenze di molti anziani e disabili della zona, ma non solo. L'altro anno abbiamo coinvolto circa 400 persone in questo servizio. Sono gente insomma che hanno proprio necessità,
è un bel numero, insomma, vuol dire che c'è tanto bisogno di questa cosa. All'appello mancherebbero circa 20.000 euro. Noi abbiamo un conto corrente dedicato a questo. Lo abbiamo pubblicizzato anche nel nostro Facebook, andate lì, visitatelo e troverete il numero del conto corrente dedicato proprio al mezzo che dobbiamo sostituire. Ecco, l'importanza del trasporto, ne parlavo all'inizio della mattinata col presidente Tronchin, che è fondamentale, tanto è vero che ho chiesto una collaborazione, ecco, per portare questi ragazzi dei CEO da Villa Margherita, e naturalmente il presidente Tronchino si è tirato indietro, vedremo come, però l'importanza del trasporto, ecco, questi sono soldi spesi bene. Prego. Sì, molto spesso è fondamentale, nel senso che in questo periodo si parla, anche qualche giorno fa ho avuto una discussione con una persona, che noi sostituiamo qualcuno. Molto spesso qualcuno pensa che noi siamo alternativi alle cooperative, a quel mondo lì. No, noi non siamo alternativi a nessuno. Noi andiamo dove se non arrivano le associazioni non ci va nessuno. E per cui diamo una speranza di socialità, di aiuto, di accompagnamento, noi lo chiamiamo accompagnamento e non trasporto, alle persone che altrimenti non saprebbero come fare. Già parliamo spesso di persone che non si curano. Ecco, io immagino cosa potrebbe capitare se tutte le persone che ci chiamano tutti i giorni per le visite mediche, per fare le terapie, eccetera, non ci fosse nessuno che li va a portare. Quelli in questo caso sarebbero costretti a non curarsi, e allora noi proviamo a dare una risposta. Così come proviamo a dare una risposta ai bambini disabili che vanno nelle scuole primarie o quelli delle scuole superiori. L'ULSS su questo, alcuni comuni o la stessa società di trasporto di Treviso, abbiamo fatto una convenzione e ogni mattina portiamo 22 persone a scuola, che altrimenti non sarebbe nessuno. E anche sulla questione dei pulmini, a Treviso, qui in città ne abbiamo 6, è arrivato l'ultimo l'altro giorno. Non sono pochi, Ne abbiamo, penso, una trentina, in giro per 25-30 in giro per la provincia. Esatto. Ma anche su questo tema, voglio dire, molto spesso ci rivolgiamo alle persone, a noi non interessa avere i pulmini di proprietà. La legge del terzo settore indica a tutto il mondo delle imprese e a chi ha delle attività che se investono 2.000 euro e ci sono le aziende, quelle serie ovviamente, che fanno il nolo, cercano gli sponsor, tutto viene scaricato sul 7,70 che fanno integralmente, per cui è proprio una spesa che puoi scaricare. Esatto. Totalmente, per cui non è il 20% come le spese medie. Non serve acquistarlo, ma puoi prenderlo. Allora, anche. Se chi mi ascolta ci dice che ci sono queste possibilità e anche i comuni possono essere parte, perché se danno il patrocinio una persona si presenta a chiedere un riscontro economico con un sindaco che si è assunto questa responsabilità, e noi garantiamo che siano persone serie quelle che ci vanno. Cioè noi possiamo dare una risposta alla collettività che è straordinaria, senza andare a toccare i campi di lavoro di nessuno, ma proprio perché ci sono troppi e tanti bisogni. E quando Mirella prima mi ha detto, per esempio il Comune di Treviso, noi saremo quelli che faremo i centri estivi per gli anziani, dal 1° di luglio fino al 30 di agosto, i volontari il pomeriggio li vanno a prendere coi pulmini e li portano al centro lì in Restera e poi li riportiamo a casa. Ma possiamo pensare che se oggi se noi apriamo la rete dei volontari, la ampliamo e abbiamo più mezzi, quante altre cose potremmo dare senza far fare le corse alle famiglie molto spesso, no? Perché molto spesso poi non le fanno oppure le fanno però a costo di sacrifici, perché tutti magari o non si lavora, non tutti riescono a farlo. Esatto, ecco, e non tutti riescono a farlo perché per cui molti vengono esclusi da questa possibilità. Ecco, io credo che sia un fatto di civiltà stare assieme, no? Convivere certi momenti, apprendere continuamente, fare letture, fare giochi, anche divertirsi. Ma questo crea una coscienza sociale e una solidarietà che forse manca, soprattutto verso le persone più in difficoltà, più in disagio. Bravo, ecco, io penso che dobbiamo provare a fare tutti insieme questo, perché questa si chiama una società coesa. Grazie e inclusiva. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a lei, grazie Presidente Mirella. Umberto Tronchin, Presidente Provinciale AUSL Treviso. Grazie, pubblicità.
e come quasi tutte le mattine, prima di presentare i due graditi ospiti, leggiamo la Costituzione, perché riguarda proprio anche e soprattutto un ospite questa mattina. Allora, l'articolo 35 della Costituzione italiana, rapporti economici. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro, riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto a riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Questi sono gli articoli 35 e gli articoli 36. Ne parleremo questa mattina con un ospite graditissimo che abbiamo in presenza, Franco Marcuzzo, segretario generale pensionati CISL Belluno Treviso. Grazie segretario di essere qui con Mirella questa mattina. Salutiamo anche da Padova, collegato con noi, il dottor Massimiliano Dal Sasso, presidente associazione anestesisti, rianimatori, ospedalieri italiani, emergenza area critica. Buongiorno dottor Dal Sasso e grazie anche a lei di essere qui questa mattina. Allora partirei proprio con il segretario Marcuzzo per commentare questi articoli della Costituzione, che è una Costituzione bellissima oltretutto, però tra il dire e il far, che si mezzo il mar, diciamo noi altri, perché sì, questi sono gli articoli, ma poi l'applicazione com'è? Prego segretario. Intanto complimenti per il fatto che leggete la Costituzione, che insomma è il dettato che ci tiene uniti, tiene insieme soggetti diversi, culture diverse, persone diverse, ed è frutto di un lavoro fatto da storie, pensate, comunisti e democristiani che si sono messi insieme e hanno creato questo ordinamento che ci aiuta anche oggi. Beh, in quell'articolo ci sono parecchi aspetti che ci devono anche interrogare anche dal punto di vista politico attuale. Uno dei capitoli che diceva prima un lavoro che deve garantire un reddito sufficiente a mantenere dignitosamente sé e la famiglia. Ecco, dietro a quel tipo di ragionamento ci stava tutto quello che è l'assetto della contrattazione nazionale in Italia, i contratti nazionali. Fino a qualche anno fa erano i contratti nazionali che stabilivano le regole, il salario minimo sotto cui nessuno poteva essere retribuito. Cioè qualsiasi accordo di sotto dei limiti contrattuali erano di fatto nulli. Negli ultimi 3 o 4 anni, 5, c'è stata un po' una moda che è quella della disintermediazione sociale ed è stata data, riconosciuta, data libertà, ha lasciato passare una serie di cose che sono pericolosissime. Parlo della pirateria, quella che noi chiamiamo la pirateria contrattuale. Noi veniamo da 5-6 anni fa in cui c'erano 300 contratti nazionali in Italia, oggi siamo arrivati a circa 900. In quel periodo di disintermediazione sono nati contratti nazionali fatti dal consulente X con le aziende X, che hanno creato una giungla contrattuale che di fatto ha portato alla perdita del diritto contrattuale. Cioè io ieri andavo a lavorare, mi pagavano meno di quello che è previsto nel contratto nazionale di lavoro, anche se avevo un accordo sottoscritto, quell'accordo io lo potevo impugnare perché la Costituzione mi diceva. Oggi con una contrattazione di questo tipo, difatti, qual è il contratto di riferimento? Ecco, io credo che chi ha assunto la responsabilità di disintermediare il lavoro abbia assunto una responsabilità gravissima di cui ne stiamo pagando le conseguenze. Oggi stiamo tentando di recuperare, ci proviamo, ne stiamo discutendo, ma sarà dura. Allora, prima di presentarvi l'altro ospite, che è il dottor Massimiliano Dal Sasso, presidente Associazione Anestesisti, Rianimatori Ospedalieri Italiani, emergenza area critica, andiamo a vedere questo servizio che è del 22, ma è molto importante, sulla carenza degli anestesisti. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo col dottor Dal Sasso.
I numeri delle visite e degli interventi chirurgici saltati a causa del Covid hanno fatto allungare in maniera esponenziale le liste d'attesa. È l'altra faccia della pandemia che inevitabilmente finirà per avere conseguenze sulla salute dei cittadini a lungo e medio termine, visto che le urgenze sono state garantite. Lo sforzo della sanità trevigiana per recuperare è enorme. Si cerca di far lavorare il più possibile le sale operatorie ed un 40% negli ultimi 12 mesi è stato recuperato, ma molto dipenderà dall'andamento della pandemia e soprattutto dei ricoveri per Covid, specie nelle terapie intensive, dove ora sono impegnati maggiormente gli anestesisti che altrimenti lavorerebbero nelle sale operatorie. Chiaro che gli interventi di chirurgia si fanno anche con la collaborazione degli anestesisti e degli infermieri. Avendo avuto ancora il Covid così pesantemente presente nel nostro territorio, e gli anestesisti sono stati impegnati anche nelle terapie intensive. Nella Marca di anestesisti ne mancano già 28 a prescindere dal Covid. E le scuole di specialità fino ad oggi hanno ovviamente dato la possibilità di specializzarsi non a tantissimi anestesisti. Questi anni pare sia aumentato, noi ci auguriamo in questo 2022 di poter recuperare un numero adeguato di anestesisti per poter far lavorare le sale operatorie a tempo pieno, cioè 12 ore al giorno per 6 giorni su 7. Ci auguriamo che sia finita quel Covid entro marzo, in modo tale da ripartire a pieno ritmo e recuperare le liste d'attesa che abbiamo. Allora, dottor Del Sasso, era il 2022 questo servizio col direttore generale dell'ULSS 2, il dottor Francesco Benazzi. Siamo a giugno 2023. Del suo servitorio cosa ci racconta, dottor Del Sasso? Buongiorno, grazie dell'invito, sono felice di essere qui con voi, anche perché ci date la possibilità di portare nuovamente la voce degli anestesisti, dell'emergenza, dell'area critica con tutta la popolazione. Vede, quel servizio era stato fatto in un momento estremamente difficile per noi. Difficile perché avevamo cominciato ancora prima della pandemia a purtroppo avere grossi problemi di personale. Era stato dichiarato che mancavano circa 1300 medici, erano stati accolti negli ospedali i pensionati e c'era stata la possibilità in qualche maniera di rendersi conto di un fatto che oramai da molti anni si stava verificando in tutta Italia e anche nel Veneto. Una carenza in particolar modo di alcune specialità, ma in generale di tutti i medici e di tutto il personale che lavora all'interno degli ospedali. La pandemia è stato un momento di straordinaria solidarietà, di capacità organizzative, di capacità lavorative. Vede, già prima del Covid uno studio della nostra organizzazione dimostrava che circa un terzo degli anestesisti era a grave rischio di burnout. Lo studio non è stato ripetuto dopo la pandemia, ma sicuramente questo è cambiato ed è cambiato in peggio. È cambiato in peggio perché la pandemia ci ha costretto a turni di lavoro estenuanti. Purtroppo mancanza di riposo, mancanza di ferie, ma in una situazione di emergenza non dico che sia una cosa normale, ma era sicuramente una cosa dovuta. Il problema è che da quell'anno lì sono cercate delle soluzioni. Le soluzioni sono state trovate nell'assunzione dei giovani medici specializzandi, nel aprire il più possibile i concorsi, nel cercare personale che purtroppo non c'è, semplicemente non c'è. Non c'è perché non tanto mancano i medici in Italia, siamo 4 per 1000 come più o meno tutta l'Unione Europea, quanto piuttosto perché sono mancati per molti anni i posti sufficienti per formare i giovani medici laureati e farli diventare dei medici specialisti, quelli che possono lavorare all'interno degli ospedali. Tardivamente sono state prese queste, soprattutto sotto spinta del Covid, sono state prese queste nuove iniziative, però purtroppo, come voi ben sapete, non sono state sufficienti. Abbiamo aperto gli ospedali a medici esterni, che hanno prestato la loro opera in libera professione, ma anche questi non sono sufficienti. Per cui noi ci ritroviamo con una carenza nazionale, ma anche internazionale, nel senso che gli medici anestesisti sono carenti negli Stati Uniti d'America, sono carenti in tutta Europa, sono carenti nel Regno Unito di Gran Bretagna, in Francia, in Germania.
riguarda il caso italiano, il problema è stato dovuto semplicemente al fatto che mancavano i fondi per poter assumere, innanzitutto, e poi sono mancate le borse di studio per formare i giovani medici. Noi stiamo rincorrendo questa situazione. È evidente però che ci vogliono molti anni. Per formare un medico ci vogliono 6 anni e altri 5 per fare un anestesista rianimatore. L'anestesista rianimatore si occupa all'interno dell'ospedale non solo dell'anestesia all'interno della sala operatoria, ma si occupa delle terapie intensive in genere, si occupa delle urgenze e delle emergenze che avvengono all'interno dell'ospedale. Per cui la nostra presenza deve essere costante, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Il fatto di dover lavorare molto durante il Covid, di dover lavorare molto costantemente anche adesso, fa sì purtroppo che non ci sia una grande propensione per i giovani medici ad avvicinarsi a tutte le discipline dell'area critica, comprendendo questo anche ovviamente pronto soccorso e 118. Questo significa che abbiamo purtroppo il 60% di posti vuoti, ad esempio nelle specialità di medicina d'urgenza, il 20% all'interno di quelli degli anestesisti rianimatori. Quello che è stato fatto per riempire i vuoti li ha riempiti solo in parte. Noi calcolavamo che a fine 2022 probabilmente nel Veneto mancavano tra 180 e 200 anestesisti, senza parlare del pronto soccorso, dove la specialità dei medici di urgenza e emergenza, come ben sapete, ci sono quasi 3/4 dei pronto soccorsi nel Veneto che vengono gestiti o comunque hanno l'impiego di personale esterno agli ospedali. Per cui è una rincorsa per poter riuscire a recuperare tutte le liste di attesa. Sapete bene che in questo periodo sulla stampa sono uscite diverse notizie in questo senso, a partire dal cosiddetto overbooking, che in pratica inizialmente era stato preso come un sistema per poter aumentare l'unità di tempo le prestazioni. Poi in realtà fortunatamente non era questa l'intenzione, da quello che abbiamo capito, e la vera proposta poi ha portato una serie di novità, compreso l'utilizzo di ulteriore personale, il fatto di poter aumentare l'emolumento per l'orario in più durante il recupero delle liste operatorie, che è sicuramente meritorio, ma purtroppo vista la carenza così ampia di medici è anche difficile probabilmente da attuare. Se Dottor Dal Sasso, mi scusi, vorrei aprire una parentesi con lei, perché io sono dell'idea che è molto importante questa parentesi. Allora, lei ha detto delle cose importantissime: investimenti, borse di studio non pagate. Ho avuto io un ragazzo qui, ha detto: io ho vinto la borsa di studio e non ho visto un soldo, devono ancora darmi i soldi. Perciò non li intrighiamo e non li convinciamo abbastanza che magari il percorso che hanno scelto è un percorso giusto. Questi ragazzi, questi studenti, questi universitari che sono costretti, perché sono loro sempre che ci mettono la faccia, i giovani, a manifestare con le tende perché non riescono a trovare un appartamento, una stanza con un affitto equo, e devono studiare, è il nostro futuro. Allora capisce bene, dottor Dal Sasso, che noi se non curiamo bene quei pochi giovani che abbiamo, perché ne abbiamo fortunatamente, ma sono pochi perché la popolazione è, come le chiamo io, diversamente giovani, non andiamo da nessuna parte, perché parliamo di formazione. Ma quando abbiamo iniziato a parlare di formazione? Quando abbiamo iniziato a parlare di investimento sulla formazione, che è un bene pubblico, è una cittadinanza attiva che deve muoversi. La scuola, non si investe sulla scuola, si taglia nella scuola. Nella sanità vediamo molto privato e poco pubblico, c'è qualcosa che non torna perché il privato è convenzionato con il pubblico. No, non mi sta bene. Se sei privato no. E se sei pubblico sei pubblico, ma anche qua qualcosa non torna, i conti non ci tornano. Questi ragazzi meravigliosi che abbiamo dobbiamo convincerli, loro sono stanchi del bla bla bla, loro hanno anche delle idee chiare. Lo studio è questo: la cultura, l'arte all'interno della scuola, l'educazione civica, la professione, la manualità.
ma se noi non investiamo in questo, è inutile che questo vinca la borsa di studio e poi viene qua e dice, uno dei tanti, Mirella, io devo vedere ancora una lira, non mi hanno dato niente, ma l'ho vinta e mi serve adesso quel denaro, quando pensano di darglielo. Capisce che questi ragazzi sono stanchi e cominciano a manifestare anche con azioni, qualcuno dice violente e inaccettabili. No, non sono violenti e inaccettabili, voi vi dite che sono queste e ne fregate del politico che va a casa con 30.000 euro e non fa niente, anzi danneggia. È qua che dovete capire, questi ragazzi stanno dicendo che sono arrivati al limite delle forze, che non ce la fanno più, che sono sottopagati, che sono sfruttati, questa è la verità. Segretario. Perfettamente d'accordo credo che i segnali che stanno mandando i giovani adesso con le tende e il resto siano un segnale che si è arrivati un po' al limite rispetto a queste cose. Io capisco quello che diceva prima, non conosco i dati sugli anestesisti, conosco bene la carenza di medici, di infermieri e di OS che c'è in provincia di Treviso. Se vuoi dopo un po' di dati te li do anche. Io credo che fare il direttore generale oggi dell'ULSS sia pesante, è duro, perché fare nozze con i fichi secchi è dura e quindi quello che dirò adesso va letto più su chi ha assunto scelte che ci stanno condizionando a questo. Cioè chi ha la responsabilità oggi per cui si sono formati meno medici, meno infermieri e meno OS di quelli che servivano? Perché noi è da anni che battagliamo. Quanti anni è che diciamo che la scuola deve essere finanziata, che la ricerca va finanziata e adesso ci si arriva, stiamo pagando il prezzo e non si sa di chi è la responsabilità. E la formazione? Quando parliamo di scuola penso anche a formazione. Cioè se oggi non ci siamo vuol dire che politicamente io ho una carenza, cioè non ho saputo programmare le necessità. Il Covid ha solo ingigantito il problema c'è già. L'altro aspetto uno è di formazione, l'altro è di tipo contrattuale. Cioè noi veniamo dal Covid dove se non ci fosse stata la sanità pubblica le persone che io rappresento forse non ci sarebbero tutte, perché non abbiamo visto sanità privata in quel periodo. Adesso vediamo solo sanità privata. Perché? Perché come giustamente diceva il dottor Del Sasso prima, loro durante il Covid sono stati credo davvero eccezionali, turni massacranti e sicuramente hanno fatto il loro dovere, ma dall'altra parte sono state lasciate indietro tutte quelle cure di tipo preventivo, tutte quelle visite, cioè, abbiamo creato delle liste d'attesa lunghissime, per cui le persone oggi se vogliono andare a farsi fare una cura o farsi fare una visita devono andare in privato, perché andare nel pubblico i tempi sono proibitivi, tant'è che stiamo come organizzazioni sindacali mettendo in piedi iniziative da qua al prossimo futuro, quindi dal mese di giugno in poi, iniziative anche abbastanza dirompenti rispetto a questo, perché non può essere che se la sanità pubblica non è in grado di dare risposte, se mi voglio curare devo tirar fuori 100, 150, 200 euro per farmi fare una visita. Cioè noi le tasse le paghiamo e per le tasse che paghiamo abbiamo anche dei diritti. Ci sono delle cose che devono essere superate, ma ci devono anche essere delle cose che devono essere affrontate. E questo è un tema che va affrontato, perché una cosa è chi ha un reddito e una pensione alta, ma il povero Cristo che vive mediamente con meno di 1.000 euro al mese, e sono molti in provincia di Treviso, se sta male cosa fa? Allora, dottor Dal Sasso, quello che volevo capire è che perché voi operate emergenza area critica, questa area critica che è fondamentale perché è dove che ti salvano la vita, cioè se andiamo avanti così fra poco dovrete scegliere chi salvare e non salvare, perché numericamente non ce la fate, non è che non volete, non ce la fate. Allora io mi domando se non è il caso che qualche politico o politicante, non lo dico a lei, non voglio tirarla all'interno della politica, tanto il segretario generale della CISL vado da Dio con lui, perciò, però ecco, non è che i giovani non vogliono, è che veramente non gli danno la possibilità di fare, loro vogliono fare, vogliono essere rispettati, vogliono capire che quando hanno scelto un percorso, questo percorso non deve essere complicato, ma deve essere un percorso anche facile,
facile nel senso che se studio e sono bravo arrivo facilmente, non che mi trovo 1500 paletti perché se ne inventano ogni giorno una, perché i soldi devono essere dirottati da un'altra parte, perché questa è la verità. Segretario, inutile che c'è già non è che mancano i soldi, i fondi ci sono, i soldi anche, è che è inutile che continuino a investire nelle strutture se poi non c'è il servizio alla persona o al medico che ti cura. Cosa me ne faccio io del letto d'oro? Non so cosa farmene, lo dico sempre, io voglio un bravo medico, un buon infermiere. O sbaglio, dottor Dal Sasso? Voi avete bisogno, specialmente in quest'area critica, di persone preparate, brave, competenti o no? Non sbaglia assolutamente. Il problema della formazione è di 10 anni fa. È un problema che va avanti da 10 anni ed è un problema che riguarda tutti i livelli politici, nazionali e regionali. Perché se la programmazione fosse stata fatta in maniera coerente con quelli che erano i bisogni, senza poi andare a richiedere 100.000 posti per entrare in medicina, quando poi non riusciamo a formare queste persone magari, dobbiamo in qualche maniera riuscire a capire che c'è bisogno di una riforma che parta dal personale e che parta, guarda caso, come dice lei, anche dai giovani. Perché i giovani hanno entusiasmo, sono pronti a lavorare, devono avere però quella prospettiva che gli permetta di sapere dove poi finiranno una volta finiti gli studi. Vede, la formazione in questo periodo è particolarmente importante. Tutti i medici devono continuare a fare una serie di corsi e di lavori per poter in qualche maniera avere una formazione continua in medicina. Però non può essere lasciata al singolo, deve essere in qualche maniera governata. Cioè abbiamo bisogno che gli ospedali ci permettano anche di fare formazione, non solo lavoro. Se le persone purtroppo hanno diritto, purtroppo nel senso che non ce la fanno ad avere questo diritto molto spesso perché le liste di attesa sono estremamente lunghe e perché ci sono una serie di problematiche ed è loro diritto avere le cure di cui necessitano. Il problema è che noi continuiamo con soluzioni tampone, ovvero io parlo sempre di emergenza ed urgenza lavorandoci, noi stiamo lavorando sempre sull'urgenza e emergenza. Cioè noi cerchiamo di aumentare solo quando c'è bisogno estremo i posti di specialità. Vi ricordo che il gap formativo era enorme, nel senso che c'erano 5.000 posti per la specialità, quando poi cioè un terzo praticamente di quelli che si laureavano. Abbiamo bisogno di trovare un sistema, di rivoluzionare un po' il sistema. Noi tamponiamo, diamo un piccolo emolumento in più per il recupero delle liste d'attesa, assumiamo solo in condizioni di emergenza. Dobbiamo avere una visione di ampio respiro. Per avere una visione di ampio respiro, visto che si parlava di contratti, noi stiamo contrattando adesso il contratto nazionale del lavoro 2019, 2020, 2021. Siamo nel 23. Questo significa che è già scaduto il contratto che stiamo discutendo e del prossimo non sappiamo niente perché non abbiamo i fondi. Vede, il problema, noi parliamo di soldi perché purtroppo le persone ultimamente misurano tutto in quantità di denari. Fondi disponibili, spese per la sanità, spese per il personale. In realtà ci sono delle cose che vanno oltre alla quantità dei soldi, perché i soldi servono per fare le cose, non sono il fine. Il fatto di chiamare gli ospedali aziende non significa che queste siano delle vere e proprie aziende che devono procurare dei denari. I denari che vengono stanziati dallo Stato devono essere utilizzati per la salute pubblica. Lei citava prima la Costituzione, gli articoli 35 e 36. Le ricordo che l'articolo 32 della Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. L'abbiamo letto l'altro giorno, ha fatto bene a ripeterlo, l'abbiamo proprio letto l'altro giorno. No, perché ho apprezzato moltissimo il suo riferimento, no? Questa si tratta sicuramente di una cosa che va ricordata e va ricordata ai giovani. I giovani hanno ragione a protestare quando giustamente non vengono fornite loro le cose che vengono promesse e soprattutto quando la prospettiva della loro carriera poi non può essere soddisfatta, perché magari raggiungono gli obiettivi formativi e poi non hanno la possibilità di essere assunti, come è successo negli anni precedenti. Ora noi stiamo assumendo come popolo italiano anche gli specializzandi, lei lo sa bene, con il decreto Calabria.
Specializzandi che in alcuni casi, come ad esempio in anestesia, significa affrontare una serie di situazioni particolarmente importanti quando si è ancora nel percorso di studi. Il coraggio che hanno, la dedizione che hanno, non ci deve far dimenticare che loro hanno una disponibilità di orario che è ridotta rispetto al medico strutturato. Questo significa che noi abbiamo comunque, pur assumendo decine e decine di specializzandi, un gap di orario che deve essere in qualche maniera riempito. Non è solo una questione di soldi, cioè non vorrei che passasse questo messaggio: i medici non richiedono solo nel nuovo contratto nuovi denari, benché alcuni monumenti siano fermi dal 2004-2005. Il problema fondamentale è riuscire a trovare un sistema di lavoro che permetta di avere anche una vita privata, di avere anche una vita familiare. Certo. Perché lavorando a turni, soprattutto nel nostro caso, diventa estremamente difficile. Ora, rimanere dentro i paletti della legge europea sull'orario di lavoro diventa difficilissimo quando i turni si susseguono, quando ci sono mancanze di persone. Ecco quindi che quando affrontano poi il loro percorso di studi si fanno anche due conti e cercano di capire quale prospettiva professionale e di vita privata possono avere all'interno del sistema sanitario nazionale. Complimenti da Sasso per aver veramente spiegato molto bene. Io devo correre purtroppo perché il tempo starei qui con voi ore, ma è tiranno, ecco, questa ora vola. Segretario, ha sentito cosa ha detto il dottor Loveri, che è stato veramente chiaro di più di quello che avrebbero bisogno. Noi non abbiamo solo bisogno di contratti a livello economico, noi abbiamo bisogno di persone. Ma vi rendete conto cosa vuol dire, ecco, specializzarsi all'interno di un ospedale? Ma vi rendete conto che scuola importante si potrebbe fare anche come manualità, come visione futura proprio del lavoro? Ecco, la formazione all'interno dell'ospedale ce l'abbiamo, ma c'è un gap, poche ore. Prego, segretario. Ma io andrei anche oltre. Abbiamo una scuola, una formazione di medici che è al top a livello mondiale. Tant'è che una volta laureati, buona parte di questi vanno all'estero. Allora, il problema è che prospettive diamo alle nostre persone che formiamo e che sono operative. Se guardiamo tutte le ultime ritrovate, ricerche fatte in giro per il mondo, scopriamo che nel nucleo di persone che hanno fatto quelle scoperte, quelle ricerche e il resto, ci sono medici italiani, dottorandi italiani. I nostri ragazzi che finito la scuola partono e vanno all'estero. Quindi ne formiamo ma non riusciamo a trattenerli. E quindi il problema è di ordine politico. Che prospettiva diamo? Che supporto diamo? Ma scusa segretario, lei è segretario generale della CISL, giusto? No, pensionati. Pensionati, che hanno lavorato però, che hanno lavorato e si ritrovano con 500 euro di pensione, che 600 perché hanno aumentato qualcosa, perché queste sono le telefonate che arrivano, perciò chiederei a questi anziani pensionati di rivolgersi a questi sindacati, ai CAF, come dico sempre, per vedere se è giusta questa pensione, perché non hanno neanche la possibilità di verificare, perché abbiamo 6.000 associazioni di volontariato ma non conosciamo il cognome della signora Maria e l'indirizzo perché non ce lo danno. Abbiamo questi bravi direttori, questi bravi medici, questi bravi infermieri, però non vengono ascoltati. Ma mi scusi, ma quando vi sedete attorno a un tavolo con questi politicanti, con queste commissioni, mi vuole spiegare cosa vi rispondono? Perché voi avete le idee chiare quando vi sedete attorno. Abbiamo bisogno di questo. Si può fare questo, non si può fare questo ni. Cioè, cosa rispondono? Ma ve lo potete spiegare? Queste persone pagate da noi che dovrebbero dare delle risposte a voi, che portate i temi che veramente sono importanti? Impeccabile come osservazione. Allora, io posso parlare del livello in cui ragioniamo noi? Certo. Chi ragiona con noi è più o meno lo stesso livello nostro. Noi parliamo col Benazzi di turno o col Dalben adesso a Belluno, il quale in base agli spazi che ha si decide, dicevo prima, anche loro sono costretti a fare le nozze con i fichi secchi, come si dice, quindi devi ragionare su quello che hai e distribuire in base alle risorse che hai a disposizione. Il tema è prima, cioè dove si decidono queste cose. Loro sono in realtà degli esecutori quando alla fine, insomma. Esatto. E quindi il problema è a livello regionale, ad esempio, come ci si muove. È la commissione, o sbaglio? Proviamo a fare qualche ragionamento, perché poi tu prima parlavi di pensioni, sanità. Cioè, il tema oggi non è, guarda che molto spesso non è il problema di quanti soldi prendono.
Noi stiamo facendo assemblee con tutti i pensionati in questo periodo e pensioni dai qualche domanda, ma maggior parte di chi è con pensioni basse. Ma il tema maggiore è la sanità. Cioè, i maggiori fruitori della sanità pubblica sono i pensionati, sono gli anziani e sono quelli che sono più in difficoltà, uno per i trasporti, per gli orari, ma per il fatto che i medici non ci sono. Cioè, allora, poniamoci un altro problema intanto. È solo un problema che manca medici o è anche un problema di tipo contrattuale legislativo? Ma scusa, no, segretario, perché non va bene. Allora, noi abbiamo questi diversamente giovani che non sanno adoperare il cellulare, che non riescono ad operare internet. Parliamoci chiaro. Allora, io vado dal medico di famiglia, questo pensionato magari con grande fatica anche, diversamente giovane, e questo medico di famiglia mi sbaglia a fare la ricetta. Perché io devo fare una certa operazione, ho bisogno di una ricetta che mi dice il medico che devo fare, mi presento là e dice la ricetta non va bene, il suo medico di famiglia deve farla in altra maniera perché così non posso fare niente. Questo anziano deve tornare dal medico di famiglia, cosa non facile, non sempre reperibile. Cioè, ma ci rendiamo conto che oltre a questo c'è una burocrazia che fa impazzire questi poveri anziani buttati là perché non arrivano da voi, non arrivano da nessuna parte, perché non esistono, sono invisibili, segretario. Dobbiamo smetterla, dobbiamo farli diventare visibili. Se siamo bravi è merito loro che hanno lavorato e sacrificato e li ripaghiamo così che devono andare 5 volte dal medico di famiglia perché ogni volta è sbagliato qualcosa. Ma non esiste più, non esiste. Sentiamo anche cosa dice il dottor Dal Sasso. No, sono veramente arrabbiata perché la devono smettere di prendere in giro queste figure. Prego, dottor Dal Sasso. Sono molti anni che l'amministrazione pubblica da Roma ci dice che dobbiamo diminuire la burocrazia. La burocrazia purtroppo è necessaria, bisogna tracciare quello che viene fatto, quello che viene dato, l'anamnesi dei pazienti, le cure a cui vengono sottoposti, le spese che vengono fatte per la loro salute. Questo è assolutamente indubbio. Dobbiamo trovare però il sistema per semplificare le cose, perché il tempo che noi dedichiamo ai pazienti, ad ascoltare i pazienti, a parlare con loro è il tempo di cura. Non è possibile rimanere molte ore a fare documenti piuttosto che visitare i pazienti, parlare con loro, cercare di capire quali sono i loro problemi ed aiutarli anche in questo senso. Il problema della burocrazia è che cresce sempre. Teoricamente il fatto di digitalizzare il tutto ci dovrebbe aiutare, ma ancora non siamo a quel livello lì. Lei può immaginare quanto tempo si passi a redigere documenti e tutto questo tempo non è tempo che viene fatto sulla persona, non viene utilizzato sulla persona. Per cui più che ragione dire che quando c'è un problema di comunicazione e così via, questo fa perdere tempo alla sanità, ma fa perdere tempo ovviamente anche all'utente. Ecco perché io le parlo di prospettiva e le parlo di un po' di rivoluzione. Noi stiamo parlando, nonostante tutti i progressi tecnologici, scientifici e in parte anche burocratici, stiamo parlando di un sistema che probabilmente risente di decenni di, non dico vecchiaia perché sarebbe forse poco ortodosso, ma di sedimentazione. C'è bisogno in realtà di una prospettiva nuova. Se noi dobbiamo lottare con strumenti vecchi dal punto di vista legislativo, addirittura peggiorativi per quanto riguarda poi la possibilità del sindacato di esprimersi, di poter agire in maniera incisiva, allora c'è poco da fare. I fondi sono quelli che sono. Se vogliamo utilizzarli al meglio, dobbiamo in qualche maniera trovare un sistema che metta assieme non solo un sistema dirigista, un sistema che dall'alto ci dica quello che dobbiamo fare. Dobbiamo riuscire a entrare nel meccanismo, noi come medici, nel mio campo ovviamente, per poter collaborare attivamente a modificare le cose. Allora, e adesso mi rivolgo invece a Franco Marcuccio, segretario generale pensionati CISL. Allora, segretario, non è che pensa al male, però qualche volta ci si azzecca, che abbiano fatto tutto questo meccanismo burocratico, cioè
cioè tutti questi paletti, perché così il pensionato, la persona si stanca di fare tutto questo e va nel privato, che subito dopo mezz'ora trovi la risposta a quella che tu hai. Perciò, mamma mia, aiuto, guarda qua cosa devo fare, guarda qua, vado di là, trovo tutto subito. Non è che abbiano fatto questa cosa i grandi burocrati che abbiamo proprio per sfinirci e per quelli che hanno la possibilità, perché poveretti, quelli che ce l'hanno, ma abbiamo anche quelli che non ce l'hanno, devono stare in questa lista d'attesa infinita, pieni di dolore, di mali, perché? È convinzione molto diffusa quella che dicevi, Mirella, nel senso che prima mi hai un po' introdotto, ma arrivavo proprio qua. Cioè, da noi si parla che c'è carenza di medici, però se chiami il privato il giorno dopo lo trovi. E allora è un problema di tipo contrattuale di carenza. Probabilmente sono tutte e due le cose, sia carenza ma anche un proliferare di... non dovrebbero essere, cioè, quando c'era il Covid c'era solo sanità pubblica, oggi nasce una società di medicina a giorno, nei nostri laboratori e vivono. E la loro fortuna è il fatto che ci sono, il post-Covid ha creato condizioni per cui si sono allungate le liste d'attesa, la carenza dei medici è un aggravante in questo caso perché non siamo ancora su questo, però c'è anche da capire se oggi stanno formando a sufficienza il personale che serve. Perché a Treviso noi perdiamo ogni anno 170-180 infermieri e nella scuola infermieri di Treviso ne formano 150, quindi ne formiamo già oggi meno di quelli che servono. Parliamo dati di un mese fa, circa. Siamo già in carenza che ne mancano 150, ne formiamo già ogni anno 20 in meno. Qualcuno diceva fra 2 o 3 anni usciremo. Beh, se questo è il trend è dura. Facciamo concorsi pubblici per cui mancano infermieri, mancano OS, mancano medici, si fanno i bandi e si trovano il personale, sì. Il personale che trovano sono quello delle cooperative e delle case di riposo che vengono assunti nel contratto pubblico perché sono trattati meglio. È mai possibile che a pari condizioni professionali ci siano 5 contratti di tipo diverso? È normale che la persona tenti di scegliere il contratto migliore dove sta meglio. Il problema è come si regolano queste cose. Questo è ordinamento politico, regionale in questo caso, non nazionale, perché la sanità non dimentichiamoci che è gestita a livello veneto. Formare gli OS. Parliamo delle case di riposo. Nelle case di riposo oggi abbiamo case di riposo dove assumono infermieri in partita IVA perché non ne trovano più e se non li assumono a prezzi da 60, 70, 80 euro ora, perché se non ce li hanno per aprire un reparto hai bisogno di tot medici, tot infermieri e tot operatrici sociosanitarie e se non ce l'hai chiudi il reparto. Di una squadra. Abbiamo Lina da Valdagno. Ciao Lina. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Scusami ma questa mattina voglio parlare con te, già che state parlando della medicina. Guarda, io ho un medico di base. Da settembre che io ho fatto una piccola ischemia transitoria, ho fatto 2 giorni in ospedale, comunque è passato tutto e l'ho chiamato un mese fa per vedere cosa mi dice, perché da settembre non l'ho più visto. Mi diceva sempre che viene, comunque pazienza. L'ho chiamato un 15-20 giorni fa, adesso non mi ricordo di preciso quando, perché le ho chiesto, ma ho detto, dottore, si è dimenticato che c'è un'anziana qua che ha bisogno perché non sono capace di camminare, da male i piedi e le gambe che ho. Ho detto perché avrei bisogno, non so, di fare le analisi, che mi vedesse questo piede, che cosa ho in questo piede. Sai cosa mi ha risposto? Che devo avere pazienza perché ha tanti pazienti, altrimenti devo rivolgermi a uno che ha meno pazienti di lui ma chiuso il telefono lì e basta, e io sono ancora qua in queste condizioni. E poi dicono siamo costretti ad andare dai privati se vogliamo avere una risposta. Non è possibile così, Mirella, io lo sai, ho 83 anni compiuti e sono da sola, ho bisogno di tutto e siamo in queste condizioni, in Italia siamo. Mirella, scusami lo sfogo, ma guarda, certe volte non ce la faccio più. Grazie Mirella, saluto te e buongiorno ai tuoi ospiti, grazie, ciao. Grazie Lina invece di questa
ecco, proprio telefonate importanti che stai facendo, perché stai proprio validando quello che abbiamo detto fino adesso. Ecco, noi esistiamo, se vogliamo qualcosa dobbiamo andare nel privato, ma chi non ce la fa, non ce la fa, e invece noi dobbiamo arrivare col mondo del volontariato, perché ci siamo, basta solo che ci chiamano, in maniera che non fanno neanche questo, perché così dividi e ti impera. Però, dottor Dal Sasso, mi scusi, ma quando uno ha bisogno di un'operazione importante non è che vada nella clinica privata. No, bisogna andare all'ospedale, farsi curare dal dottor Sasso, avere un'equipe, perché è là che si fanno gli interventi. Non le sembra che questo stride coi numeri che un po' alla volta, ecco, stanno veramente uscendo e che fanno rabbrividire tra pubblico e privato? Io ieri ho avuto un regista che ha detto: io vorrei una sola scuola. Cioè, di cosa stiamo parlando? E io dico: io vorrei un ospedale pubblico e il privato dovrebbe essere un'altra cosa. Un'altra cosa. O è una mia sensazione, dottor Dal Sasso? L'ospedale è ospedale. Il privato dovrebbe essere un'altra cosa. Hai tanti soldi, per carità, te vai nella clinica privata, te la paghi tutta, non queste convenzioni, perché vorrei vedere se cominciassimo a tagliare le convenzioni cosa succederebbe. Ma sono utili, sono proprio così utili, dottor Dal Sasso, queste convenzioni? Allora, vede, il problema è innanzitutto che l'ospedale, inteso come ospedale, ha tutta una serie di servizi che nel privato non ci sono o sono poco rappresentati. Le faccio un esempio: molte delle terapie intensive, per esempio, costano moltissimi denari. Per cui nel privato, dove una qualche forma di ovviamente di guadagno ci deve essere, evidentemente questa è poco attrattiva, così come è strutturato adesso la remunerazione di queste strutture. Lei consideri che il pubblico garantisce la totalità o la quasi totalità, perché adesso stanno nascendo anche dei pronti soccorsi privati o gestiti da privati. L'ospedale garantisce il soccorso sulla strada, il soccorso a casa, garantisce terapia intensiva, gli interventi particolarmente complessi e molto costosi. Non so dirle quale sia il giusto mix tra privato e pubblico. Di sicuro senza il pubblico il rischio fondamentale è che le persone in qualche maniera si debbano poi, finito il convenzionato o bypassato il convenzionato, si debbano, come in altri paesi, basare su assicurazioni di tipo privato o sulla spesa direttamente personale. Se lei ha in mente quali sono i costi della sanità oggi come oggi, solo per le attrezzature, senza parlare del personale e così via, lei capisce che rischiamo di finire come negli Stati Uniti d'America se prendiamo distintamente questa strada. L'ospedale pubblico, non solo per la Costituzione, ma anche per la nostra forma mentis e soprattutto per il tipo di servizio che diamo, è fondamentale in Italia. Non può essere in nessuna maniera, dal mio punto di vista, eliminato. Non credo che si possa fare altrettanto con un sistema all'americana, per intendersi. Dopodiché è una questione anche politica sulla quale io non entro, però come rappresentante sindacale degli ospedali pubblici principalmente, anche dei privati, ma soprattutto degli ospedali pubblici, le dico che non è possibile andare oltre certi limiti. Grazie invece al dottor Dal Sasso di quello che ha detto. No, grazie, veramente grazie dottor Dal Sasso, che bisogna iniziare anche a parlare chiaro qua, segretario, se no non andiamo da nessuna parte. Questo passare il cerino, io mi sono stancata perché ogni volta il cerino rimane al fragile in mano, purtroppo. Abbiamo la nostra Silvia da Padova. Ciao Silvia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io vado su per gli 77 anni. Quello che le volevo dire, ti voglio dire, com'è cambiata la società. 50 anni fa, 60 anni fa, quando c'erano il medico di famiglia, veniva in casa per qualunque cosa, aspettava un giorno o due mia mamma, ma dopo veniva in casa. Adesso tu chiami, intanto con le chiamate che facciamo per vedere se ci prendono oggi o domani,
e a volte rispondono, a volte no. E trovo assurdo che una persona che sta male deve chiedere se il medico è disponibile per riceverla. È un'assurdità, il Covid non c'è più, aprite gli ambulatori come prima, non è giusto che ci trattano, noi vecchi diamo fastidio, Mirella, te lo dico io il perché. Diamo molto fastidio perché siamo vecchi, perché non capiamo più niente, pensano loro, perché noi, cioè l'INPS ci deve pagare le pensioni, ma abbiamo lavorato per la miseria, ma è possibile che ci devono trattare così? Io no, guarda, ho una rabbia dentro di me, tu lo sai che non cammino più perché prima non mi hanno visitato con la scusa del Covid, grazie al professor Abruzio che mi ha inserito dentro dopo 4-5 mesi che aspettavo una visita, e adesso io ho il cedimento delle vertebre, non cammino più, cammino col bastone, e ti sembra giusto? E non so accettare questa cosa. Io mi domando anche il nostro governo cosa pensa di fare, ma siamo in tanti milioni di più di una volta? Siamo tanti milioni di più di tanti anni fa, quando ho fatto l'infermiera io 50 anni fa? Io non lo so, è cambiato tutto, il modo di gestire, il modo di ricevere, il modo di essere educati con le persone che stanno male. Ci sono tante persone che stanno male e io non so accettarmi, Mirella, così, non lo so accettarmi, scusami, ma sono molto arrabbiata con questa Italia e anche non solo con l'Italia, anche tanti altri paesi che siamo sulla comunità europea. Dobbiamo essere diversi, i vecchi devono essere salvati perché hanno perso e perdono tutto i giovani. Perdono tutto perché i vecchi ci hanno dato gli insegnamenti. Quando ho perso i miei genitori io ho pianto un sacco perché non avevo più un riferimento, che loro sapevano tante cose. E i giovani invece adesso sono tutti, ormai loro non hanno più bisogno dei vecchi. Mandateli via questi vecchi, fate qualcosa invece che farci soffrire così. Buona giornata. Scusami. Un Ciao. abbraccio Silvia, sai che ti voglio bene, sai Silvia che ti voglio bene, vai tranquilla Silvia, dai, continua a chiamare come fai e dire quello che pensi. Segretario, come rispondiamo a Silvia? Una volta era diverso, c'era più umanità, più intanto sensibilità. Se qualcuno si chiede perché la gente non va a votare, magari si ascolta telefonate come quella di Silvia, ne capisce il motivo. Comunque Silvia continui a chiamare, continui a tenersi attiva e continui ad andare a votare, che va sempre bene. Però questo è il senso di sfiducia, cioè queste sono le persone che ci hanno permesso di star bene oggi e vengono ripagate in questo modo. Non c'è risposta rispetto a queste cose qua. Cioè, dicevo prima all'inizio che noi dal mese prossimo partiremo con iniziative insieme alle altre organizzazioni sindacali prendendo giù pesanti sul discorso delle liste d'attesa. Allora andiamo a vedere anche questo servizio sindacale che poi lo commentiamo, se no non ce la faccio. Sindacati, campagna, sanità pubblica. Andiamo a vedere il servizio, perfetto. Segretario. Siamo qui per l'ennesima raccolta firme per il personale della sanità, ma non solo per il personale sanità, perché stiamo chiedendo a livello nazionale, a livello regionale e quindi a livello locale un piano straordinario di assunzioni per il personale della sanità pubblica. Da Treviso la CGIL lancia per il Veneto la raccolta di adesioni direttamente dal territorio per sostenere un piano straordinario di assunzioni nel pubblico, sistema sanitario in primis, i cui organici carenti sono ormai sotto gli occhi dei cittadini. Anche nella provincia di Treviso il segno negli ultimi 10 anni è un segno meno rispetto al personale, alla ridistribuzione delle risorse che questa regione ha messo in atto, sebbene l'anno del Covid e gli anni del Covid siano stati anni dove il personale in qualche modo è stato assunto. È chiaro che noi in questo momento stiamo chiedendo a questa ULSS di certificare in modo puntuale quali sono le mancanze. La situazione all'interno della nostra ASL sta divenendo pian piano sempre più critica perché siamo sempre di meno e abbiamo turni sempre più frustranti. L'ULSS proprio settimana scorsa ci ha convocato come organizzazioni sindacali per il piano ferie estivo del personale. Pensate che ci chiede 300.000 euro dai fondi dei lavoratori, cioè i fondi utilizzati per pagare la produttività, quindi risorse dei dipendenti, per riuscire a garantire dei turni supplementari al personale che rientra per garantire la possibilità ai colleghi di andare in ferie.
ferie. Soldi che dovrebbero invece essere investiti in premi produzione, mobilità interna e così via. I dipendenti con i loro soldi devono garantire la tenuta del sistema. È una raccolta firme che servirà poi anche a sensibilizzare i politici e quindi non solo l'opinione pubblica ma anche i politici rispetto anche al numero che riusciremo a raccogliere, che non è detto che noi non consegneremo anche a chi ci governa dicendo guardate che il problema c'è ed è molto sentito dai cittadini. Sono convinta, segretario, che se contiamo tutte le firme state raccolte in tutti questi anni faremo 3 finanziarie, anche 4 forse. Sì. Prego, segretario. Il problema è, no, complimenti intanto a chi fa iniziative di questo tipo, noi l'abbiamo appena fatta nel Bellunese, va bene, cioè, ma questo sarà un crescere di iniziative di questo tipo. Siamo davvero al limite, cioè la telefonata di Silvia è emblematica, quindi quella spiega che sono tutti i contatti che abbiamo. Rispetto alla sanità, uno è il tema dei dipendenti, l'altro è il sistema della sanità. Cioè, una volta risolto il problema dei dipendenti, non è detto che sia risolto anche il problema del... Oggi, quello che si diceva prima, chiamo il medico, non trovo mai nessuno. Beh, oggi abbiamo i medici di famiglia con 1800 pazienti, con la gente molto più informata, molto più... Io l'altro giorno sono stato dal mio medico, sono un gruppo di medici associati, e sono stato là a vedere... ci sono due infermiere continuamente al telefono, quindi anche il problema è che è aumentata anche la richiesta da parte degli utenti per avere informazioni dall'altra parte. Se il medico rispondesse a tutte quelle telefonate non farebbe altro. Quindi c'è proprio tutto un sistema che ha bisogno di essere rivisto. Oggi si fa un gran parlare di case di comunità in cui mettere dentro i medici di famiglia, i pediatri e il resto. Fino adesso si parla di muri perché per fare le case di comunità bisogna anche avere i medici da mettere dentro, e se non li ho da mettere dall'altra parte ho l'impressione che su questo argomento stiamo ragionando molto sui progetti e poco su quella che è le cose realistiche su cui ci si muove. Perché le strutture fanno business, caro segretario, quello è il problema, la persona non fa business, la persona è persona, mentre la struttura fa business, e questa bisogna anche iniziare a dirlo, perché noi abbiamo queste strutture ma vuote all'interno. Allora mi spiegate? Solo medici di base ne mancano 155 in provincia di Treviso. Quindi. Allora, come ci saluta dottor Massimiliano Dal Sasso? Se mi permette... 2 cose. La prima, ci stiamo organizzando anche noi con Salviamo la Sanità Pubblica, una serie di manifestazioni che poi nel Veneto riguarderanno anche, inviteremo tutte le organizzazioni dei pazienti, gli ordini, i sindacati, le organizzazioni che si occupano di cittadinanza. Questo sarà fatto il 16 di giugno, ne daremo comunicazione a Padova, il 15 di giugno una serie di manifestazioni all'interno degli ospedali. Quello che vi posso dire è che sentite le testimonianze al telefono, non crediate che noi non ce ne rendiamo conto. Quello che stiamo facendo, quello che stiamo cercando di fare è di lottare per mantenere un sistema sanitario regionale o nazionale che dir si voglia, ma che ci permetta di avere quella sanità di cui tutti hanno diritto e purtroppo moltissimi, sempre di più, hanno bisogno proprio per l'invecchiamento della popolazione. Per cui credo che ci sia bisogno del supporto di tutti per arrivare a questo risultato, perché divisi non si arriva alla meta. C'è bisogno necessariamente di mettere assieme non solo i sindacati, non solo i pazienti, gli utenti, non solo tutte le altre organizzazioni, anche la politica in qualche maniera dobbiamo riuscire a catturarla, perché il sistema sanitario nazionale è una ricchezza, è quel sistema che permette alle persone di stare bene e di lavorare, è quel sistema che permette alle persone di stare bene e quindi non gravare sulle altre persone, è quel sistema che ci permette di dare a tutti indistintamente, senza differenze di censo o di altro tipo, a quelle cure di cui c'è necessità, di cui c'è bisogno. Qui io ringrazio lei, ringrazio la sua trasmissione, perché ci permette di dire una volta di più, se ce ne fosse bisogno, quali sono le difficoltà dove noi ci troviamo, e soprattutto quali sono le proposte, le idee e la voglia di fare che abbiamo per riuscire a, non dico tornare come una volta dove apparentemente i tempi passati sono sempre quelli più belli, si stava meglio,
Non è vero, dobbiamo andare avanti, dobbiamo trovare un sistema che ci permetta di dare soddisfazione alle persone, non solo agli utenti ma anche alle persone che all'interno degli ospedali lavorano, perché essendo poche hanno bisogno di incoraggiamento, hanno bisogno di essere aiutate in questo. E qui aggiungo io, dottor Del Sasso, abbiamo bisogno di una cittadinanza attiva che vi supporti. Questo è quello che dobbiamo fare noi. Grazie al dottor Massimiliano Del Sasso, presidente Associazione Anestesisti, Rianimatori Ospedalieri Italiani, Emergenza Area Critica. Buona giornata, dottor Del Sasso. Segretario, come ci saluta? Vi saluto sperando che tutte le cose che ci siamo dette oggi incomincino anche ad essere assunte anche dalle persone che ci ascoltano. Non parlo degli utenti ma parlo delle persone che hanno responsabilità, perché sulla sanità siamo davvero su una china pericolosa. Noi siamo nella provincia di Tina Anselmi, che è stata la madre della sanità universale. Cioè, la riforma sanitaria fatta dall'Anselmi ha tirato via il sistema delle mutue, che era la garanzia, era quel sistema sanitario che dava la garanzia di copertura solo a chi lavorava e gli altri erano fuori, e ha portato la sanità come diritto pubblico a tutti. Ecco, adesso pian pianino, attraverso i fondi, attraverso le assicurazioni e il resto, pian pianino stiamo tornando alla sanità di chi sta meglio è garantito e chi sta peggio, sempre peggio è garantito. Quindi c'è bisogno di riscoprire non tanto Tina Anselmi di per sé, che è stata grande ma non c'è più, ma il senso che ha portato a quella riforma e rilanciarla. Però mi scusi segretario, Tina Anselmi lavorava sulla persona, ai servizi alla persona, non lavorava sulla struttura. Lei aveva la struttura ma lavorava sui servizi alla persona e sulle persone. Esatto. È quello che non si fa adesso. È quello che non si fa. Allora voi dovete farlo, dovete cercare di farlo. Avete voi il pallino, perché Don Dassier qui ha detto che i sindacati hanno sbagliato tutto. Don Dassier l'ha detto qui davanti a te, hanno pensato troppo, non dico a lei, parlavo in generale, alle proprie liquidazioni, ai propri stipendi, invece di pensare al pensionato e all'operaio. Cosa dice? Come risponde a Don Dassier? Parlo io? Sì, lei è segretario. Allora, battute populiste, se vuoi ne faccio anch'io, andiamo avanti, andiamo a nozze. Che errori nel sindacato ce ne siano stati, sicuramente. È già una missione. Ma che questo sia, che ci sia qualche errore a dire che è tutto sbagliato, assolutamente no. Oggi, se non citavo prima il caso della disintermediazione, che arriva anche sul discorso della sanità, o recuperiamo un senso del fare sindacato e fare rappresentanza, altrimenti ci sono davvero problemi. Oggi non ci sono altre strutture in grado di dare rappresentanza, perché se ci fossero sarebbero già venute fuori. Quindi rispetto a questo è mettere insieme, come diceva il dottor Del Sasso, mettere insieme le sinergie, metterle in fila e cominciare a farci sentire, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Pian pianino la sanità pubblica, se non ci mettiamo in mano, si smantella pian pianino. E noi questa la dobbiamo rilanciare. Noi, per quanto ci riguarda, non solo lo dichiariamo, ma lo facciamo. Eravamo in piazza là, abbiamo tenuto, cioè non è che le cose si fanno. Il problema è quanti interlocutori abbiamo. Perché noi di firme ne abbiamo raccolte parecchie, le abbiamo portate in regione, le abbiamo portate sulle case di riposo. Noi abbiamo fatto una grande votazione qualche anno fa per dare maggiore autonomia e potere alle regioni. Benissimo, le regioni in Italia sulle case di riposo hanno la possibilità da 20 anni di fare la riforma delle case di riposo e ci sono solo 2 regioni che non hanno fatto, la Sicilia e il Veneto. Quindi di cosa parliamo? Cioè, ci vuole anche coerenza sulle cose. Quindi dove ci sono responsabilità vanno assunte e vanno anche praticate. E poi adesso troppo poco tempo per parlare di case di riposo, ma cosa voglia dire una riforma di quel tipo per le persone che ci vanno dentro? D'altra parte siete voi che vi sedete attorno a questi tavoli di concertazione, purtroppo non ci siamo noi perché non possiamo, non abbiamo neanche più la preferenza, ci hanno tolta anche quella, caro segretario, perciò siete voi che avete il pallino in mano, cercate di far valere questo pallino perché ormai non vediamo non più il pallino, non vediamo neanche più dove si gioca con questo pallino perché ci hanno tolto anche questo gioco meraviglioso che era la preferenza in politica, che questo, ecco, qualcuno lo può criticare, però vorrei vedere se ce la ridassero come sarebbe veramente anche il Parlamento, un nuovo Parlamento. Grazie al segretario, veramente grazie Franco Marcuzzo, segretario generale pensionati CISL Belluno Treviso, grazie dottor Del Sasso, pubblicità.
Doriga, sempre recuperare e valorizzare. Vi presento altri graditissimi ospiti, sono in 4, però 2 alla volta perché non ci stiamo. Abbiamo vicino alla Mirella c'è Luciano Piovesan, consulente tecnico pratico ricerca sviluppo. Assieme a lui c'è Alessandro Gumirato, titolare panificio di Resana, che ringrazio. Grazie di essere qui perché parleremo di pane, di panificazione, il nostro mondo nel mondo con il pane. Salutiamo anche un altro ospite che è Pippo Gentile, regista di Don Down, Teatro di Bassano del Grappa. Buongiorno Gentile. Buongiorno Mirella, come sta? Ah, sempre bene, grazie. Sfortunatamente per qualcuno sta proprio bene. Allora, inizierei subito con i nostri ospiti. Ecco, cosa mi raccontate? Tanti giri, tanti viaggi, tanta solidarietà, ma soprattutto la cultura del pane e della panificazione. Prego. Sì, ultimamente siamo stati coinvolti tramite l'associazione appunto Ambassador du Pain a fare parte del Team Italia, dove si faceva un concorso che si svolgeva in Giappone, e questo concorso era il best of, praticamente i migliori che avevano partecipato, le migliori 6 nazioni che avevano partecipato al mondiale si sono sfidati nuovamente, e perciò abbiamo affrontato questa nuova avventura. Siamo andati appunto in Giappone, a Tokyo, per assistere il concorrente italiano che era un veronese, e ci siamo messi in prima persona per far sì che questa manifestazione la portassimo al termine nel miglior modo possibile. Sappiamo che quando si fanno questi concorsi, insomma, ci sono tante cose da dover presentare obbligatoriamente, cioè c'è un regolamento da dover rispettare, e perciò c'è anche tutto un aspetto di ricerca e di prove da fare, perché comunque i tempi sono molto serrati. Certo che non arriviamo con gli ultimi della classe. Come siete stati accolti e cosa avete visto? Siamo stati catapultati su un mondo completamente diverso rispetto al nostro, e questo credo che sia indiscusso. Gli italiani comunque nel mondo, secondo me, sono sempre super ben accettati e anche ben voluti. Sul discorso concorso, dopo una gara, per l'amor del cielo, è sempre vero che ci sono delle volte che va meglio, delle volte che si può avere anche qualche piccolo intoppo, però insomma ci siamo classificati quarti, perciò questa è già una bella cosa. 8 nazioni. Pensate, 8 nazioni, sempre quarti, noi facciamo sempre bella figura. Allora adesso vorrei iniziare anche a parlare con Alessandro Gumirato, titolare del panificio di Resana, perché vorrei capire anche Gumirato, con questo aumento delle materie prime, io ricevo le telefonate dalle persone a casa e dicono che è diventato caro anche il pane. C'è un'infinità, una scelta immensa di pane, però i costi sono alti. Cosa sta succedendo? Abbiamo passato un periodo un po' duro, sinceramente, dove è aumentato praticamente quasi tutto, più del doppio. Abbiamo cercato di ridurre un po' gli aumenti al minimo indispensabile, proprio per non impattare. Esatto. Adesso c'è un piccolo abbassamento delle materie prime, ma è ancora un periodo di instabilità. Cerchiamo di fare il possibile di ridurre un po' i margini per dare la possibilità a tutti di mangiare il pane. Senta Gumirato, ha voglia di parlare chiaro, non è che si possa parlare anche un po' di speculazione, perché sì, aumenti, ma sono aumenti incontrollati, sono aumenti delle volte ingiustificati. Ecco, perché si parla poco invece che c'è stata molta speculazione e anche voi siete stati messi con le spalle al muro, perché voi dovete acquistare dopo queste materie, e queste materie non dovevano essere aumentate, però sempre siamo in Italia, controlli quelli che ci sono, e intanto c'è chi si arricchisce e chi invece diventa sempre più povero. Lei ha sentito questo? Come faccio a comprare questa materia prima a questo prezzo? Cioè, forse loro sanno che forse, proprio come si parlava prima col sindacato, protestiamo poco, protestiamo dentro e non riusciamo a trasmettere invece quella che è la necessità di capire questi aumenti, se sono veramente dovuti. Sì, come succede molto spesso in Italia, noi parliamo, però alla fine
non facciamo niente e ci adattiamo a quello che ci costringono a fare. Che comunque c'è stata molta speculazione, soprattutto sulle materie prime e anche sulle utenze, perché non è possibile che ti aumenti il gas e la luce Fate il pane, ma avete anche le utenze? del 300% nel giro di 2 mesi. C'è stata aziende che hanno chiuso apposta perché non conveniva tenere aperto in quel periodo dell'anno. Quindi o produco in perdita o tengo chiuso. Ma il consumatore che arriva da lei, ecco, il suo cliente, cosa dice? Perché voi li sentite, cioè è la verità che esce quando entrano e chiedono e vedono. Prego, cosa dice questo consumatore? Personalmente ho sentito molta gente lamentarsi, però come ripeto prima, noi abbiamo aumentato il minimo indispensabile per coprire un po'. Certo. E quindi siamo stati anche abbastanza avvantaggiati. Però tantissima gente si lamenta, soprattutto quando vanno a fare le spese, che dicono Madonna con 100 euro non ho preso niente. Mentre una volta facevo il carrello pieno. Quindi sono un po' preoccupati su questo. Adesso sono molto più attenti di una volta. Una volta andavano al supermercato, riempivano il carrello, adesso invece guardano i prezzi, confrontano, insomma è un po' un periodo così, diciamo. Allora salutiamo anche Pippo Gentile, regista di Dondau Teatro di Bassano del Grappa. Cosa ci dice Gentile? Lei si occupa di altre cose, però alla fine siamo tutti consumatori, siamo tutti clienti di qualcosa o di qualcuno, prego. Beh sì, siamo tutti consumatori, nel nostro caso consumiamo le tavole di un palcoscenico quando ci permettono di farlo. In questo momento stiamo preparando, stiamo rimettendo in piedi ACAM che presenteremo, e qui vi invito tutti, presenteremo il 10 giugno ad Arcugnano, al Teatro di Arcugnano, dove siamo stati invitati, poi abbiamo anche fatto gradito invito a un festival internazionale. Quindi diciamo che consumiamo sia tavole di palcoscenico, consumiamo la vita, come si dice. Ecco, quello che lei vede in questi ragazzi, in questi giovani che frequentano il teatro, perché io sto cercando di portare avanti gli esempi buoni, che sono tanti, questi giovani invece che si impegnano tantissimo anche per aiutare le fragilità, o sbaglio, Gentile? Sì, noi abbiamo un grande parterre di ragazzi che ci seguono. Quest'anno in particolare abbiamo aperto il laboratorio teatrale anche a esperienze del territorio, quindi abbiamo invitato ragazzi tra virgolette normali a partecipare con noi ai nostri laboratori ed è stato veramente un grandissimo successo. Come sono questi giovani dal suo osservatorio, Gentile? Ma io li vedo molto, molto interessati, alcune volte spaventati. Diciamo che il periodo post-pandemico ha fatto emergere proprio le grandi fragilità, soprattutto nei ragazzi. Però hanno una spinta verso il futuro ancora un po' debole, ma penso che dobbiamo veramente aiutarli ad emergere, ecco, secondo me. Allora andiamo a vedere questo bellissimo servizio, proprio questo pianista in geriatria, e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. Adesso dovrebbe partire. Persi tra il dedalo di corridoi dell'ospedale Cafoncello di Treviso, arriviamo al reparto di geriatria seguendo la musica. Antonio Pavan, 9 anni, sta suonando per i degenti che riempiono il corridoio e, in silenzio assorti, ascoltano il piccolo diffondere le armonie che risuonano per tutto il reparto. Un'emozione importante che Antonio racconta così. Mi fa sentire molto bene, mi fa sentire molto felice. Dopo 3 anni di pausa forzata a causa del Covid, ha finalmente ripreso la rassegna musicale Viaggio nella musica, la medicina dello spirito, una manifestazione musicale nata nel 2018 e organizzata con la direzione generale e con l'ufficio relazioni col pubblico dell'OS2 nell'ambito del programma di umanizzazione della medicina in ospedale. Un modo di curare i nostri pazienti in più, perché la musica appunto è cura dello spirito e anche del corpo.
e questa è una grande occasione anche appunto per i nostri pazienti, perché parliamo, in generale la musica fa bene, ma qui parliamo di un vero talento trevigiano. Un momento di cura speciale, un'attenzione in più nei loro confronti. I pazienti ascoltano commossi, chi dalla propria camera, chi in prima fila per non perdersi nessuna nota. È un'emozione perché la musica ti porta oltre ai problemi quotidiani, ti porta oltre ai problemi di salute, ti fa pensare veramente che stai bene, ecco, stai bene con te stesso e stai bene con gli altri. Quindi sì, è stato veramente un momento straordinario che vorremmo ovviamente ripetere. Portare l'armonia della musica dal vivo in un ambiente pieno di sofferenza, io credo non ci sia miglior cura di questo. Allora Gentile, non solo la musica ma anche il teatro, arte e cultura per aiutare anche le fragilità, molto importante, i diversamente giovani, i pazienti negli ospedali. Trovo molto belle queste iniziative. Cosa ne pensa Gentile? Io penso che il teatro, la musica, l'arte in genere debbano uscire da alcune volte dai luoghi istituzionali e andare e portare la bellezza ovunque. Portare la bellezza vuol dire portare un valore aggiunto, curare le fragilità, dare sollievo. Questo dovrebbe fare l'arte. Noi cerchiamo di fare questo, cerchiamo di portare i nostri spettacoli nelle piazze, nei teatri, nei quartieri, ovunque. Abbiamo questa fortuna in Italia di essere circondati da bellezza e non deve rimanere nei luoghi deputati ad essa, ma deve uscire, deve incontrare la gente ovunque, dalle strade, piazze, al mare. Allora, io direi adesso di andare a vedere il video Ambasciatori del Pane, non c'è l'audio ma lo commenteremo con loro per capire, si parla di solidarietà, di fragilità, perché questi ambasciatori hanno portato veramente il loro prodotto, la loro manualità, la loro storia per aiutare gli altri. Allora, vediamo il video e lo commentiamo. Chi lo commenta? Gumirato, commentiamo il video, eccolo qua. Sì, abbiamo fatto a fine marzo la festa del pane a Treviso in centro, dove abbiamo prodotto e venduto i nostri prodotti e abbiamo donato all'ADVA una parte del Un fiore occhiello, ricordiamo, sì, un'associazione importantissima che cura i malati terminali. Ecco, se non ci fosse dovremmo inventarla. Grazie, prego. Appunto, ed è stato un grandissimo successo di gente, perché comunque è stato apprezzato anche il lavoro in piazza. Eravamo alle logge a Treviso. Cosa diceva la gente, ecco, quando passava, che acquistava questi prodotti? Ecco, cosa vi diceva? Perché mi sembra che il pane affascini, o sbaglio? Sì, chiedevano con che tipo di farina sono state fatte questi prodotti. Dicevano che c'era il profumo del pane di una volta, che non lo sentivano più, perché quando si va al supermercato ovviamente non si dica il profumo. Esatto, no, proprio no. Ed è stato un successo anche per i ragazzi delle scuole che sono venuti là, che hanno impastato, gli abbiamo fatto fare dei biscotti, dei panini, quindi abbiamo passato un... Allora, non è vero che i ragazzi non vogliono provare, forse li intrighiamo poco, questa manualità che manca, forse dobbiamo iniziare a farla anche all'interno delle scuole. Cosa dice Gumirato? Sì, sicuramente, poi bisogna lasciarli sbagliare. Bravissimo, sennò come si fatto imparare? Noi sbagliamo ogni giorno, almeno io, poi penso anche i miei amici colleghi. Allora cambiamo subito con gli altri due ospiti, perché sennò non ce la facciamo. Andiamo da Gentile. L'importante è anche sbagliare, ecco, lasciare che questi ragazzi imparino anche sbagliando, sennò come si impara, Gentile? Attori si nasce, ma poi si diventa se sei bravo, se hai imparato anche bene, se ce l'hai all'interno del tuo DNA, o sbaglio? Prego. Sì, no, sicuramente attori non si nasce, o forse sì, questo io non lo so. So però che gli sbagli per noi sono molto importanti, perché soprattutto quando noi proviamo, lo sbaglio tante volte si rivela essere quella cosa inaspettata che tu non prevedevi, e quindi quello sbaglio lo inserisci dentro il percorso, lo inserisci dentro lo spettacolo, dentro il copione, perché è fonte di cosa che è inaspettata. Il teatro dovrebbe fare questo, dovrebbe proprio suscitare
curiosità, e lo sbaglio tantissime volte in teatro è visto come un toccasano, ecco. Particolare gentile, ecco, di fare il regista di questo Din Don Down Teatro, ecco, dove è scattata questa molla in lei? Beh, è scattata 20 anni fa. Mi sono accorto che questi attori erano davvero speciali, erano sorprendenti. Ritorno su questo concetto di sorpresa. Che andavo avanti con il lavoro mi accorgevo che poteva essere molto potente. E d'altronde per noi parlano i risultati ottenuti da questa compagnia, che è diventata la prima compagnia veneta di attori con disabilità professionisti e la seconda in Italia. Parlano i numerosi premi vinti ovunque, parla l'interesse che ha questa compagnia, il mondo della scuola, per esempio. Quando noi andiamo a fare laboratori e incontriamo studenti, l'incontro è sempre veramente di altissimo livello. Ecco, quindi diciamo così, la forza di questa compagnia sta nel fatto che è una compagnia di teatro ad alti livelli. Ed è un supporto molto importante anche per lei e per la sua squadra, perché vedere anche le famiglie, la cittadinanza attiva che partecipa e le amministrazioni che vi sono vicini non è cosa da poco. Allora salutiamo anche altri due ospiti. Abbiamo vicino a me Mirko Visentin e poi Mauro Pinel, che è socio fondatore. Mirko Visentin e appunto Mauro Pinel hanno preso il posto di altri due amici e colleghi. Allora partiamo proprio dal socio fondatore, da Mauro Pinel. Tante attività, tante iniziative, però c'è questa voglia sempre di mettersi in gioco e di provare l'emozione, perché voi vi emozionate nel momento che fate questa meraviglia che è il PAN, è proprio un teatro il vostro, nel vero senso della parola, ma la soddisfazione di sapere che poi questi fondi vengono dati a associazioni che hanno bisogno, che si rendono veramente utili e importanti nel territorio. Prego Pinelli. Certo, buongiorno. Sì, riprendo un po' il discorso che avevamo fatto prima, è proprio la condivisione che è quella che fa più crescere la categoria, e la condivisione, se poi viene fatta a livello internazionale come abbiamo fatto quest'anno, andando in Giappone, condividendo con 5 continenti quali sono le realtà della pianificazione, capiamo che insomma ci sono margini di miglioramento sicuramente, ma c'è grande volontà poi di portare avanti una categoria che ha delle sue difficoltà, ma ci sono anche tante cose positive, fra le quali appunto mi collego al signor Clemente, se non sbaglio, che diceva prima di parlare con i giovani, e anche noi ne abbiamo veramente molto bisogno di formare questi giovani per dare un futuro alla nostra categoria. Dunque ben venga che ci sia un giovane che dimostri buona volontà. È sufficiente la buona volontà, perché poi ci si arriva, in qualsiasi momento ci si arriva col passare del tempo, dedicando del tempo a questi ragazzi, trasmettendo la nostra passione, il nostro lavoro. Questo è quello che dobbiamo fare, e allora avremo anche modo di dare continuità a tutta una categoria, a tutte le attività che ci sono di pianificazione in Italia e nel mondo. Allora, Ambassador du Pen, perché questo nome? Ecco, e non in italiano, che io dico che qualche volta forse dobbiamo iniziare anche a parlare il nostro italiano, a mettere le nostre sigle, perché siamo i migliori del mondo, sa? Non per altro, siccome siamo i numeri uno, cerchiamo anche di capire, però questo aprirsi, ecco, visitare culture, usanze diverse, è proprio un bene che tu poi riporti quando ritorni. Ecco, cosa ha visto, ecco, negli altri paesi che voi avete visitato? Ecco, avete copiato qualcosa, avete insegnato qualcosa, cosa è stato richiesto? No, Prego. È una condivisione. È chiaro che ci sono delle zone nel mondo dove hanno più difficoltà, insomma, ecco, nel reperire anche materie prime. Se parliamo di Sudafrica, Sud America, Brasile, Perù, dove ci sono Cile, Cina, ci sono veramente delle situazioni più difficili da pianificare, insomma, perché non ci sono materie prime di alta qualità come potrebbero essere in Europa. Un po' adesso ci si arriva un po' in lungo e in largo dappertutto. La cosa che portiamo a casa, che più ci è rimasta impressa, almeno quello che vedevo io, che nonostante ci siano tantissime lingue da mettere assieme e da cercare di capire, c'era un'unica comunicazione che metteva tutti d'accordo, ed erano le mani che lavoravano. Quello trasmetteva a tutti comunque un messaggio dell'arte e della pianificazione, e questo è la cosa molto bella. E poi Ambassador du Pen nasce in Francia, ed è per quello che si sono appropriati un po' il nome, quello che dicevo prima,
però adesso è presente in molti paesi al mondo, fra quali appunto l'Italia. Loro organizzano sempre le manifestazioni più importanti, dalla Coppa Europa al campionato mondiale, e dunque viene fatto sempre in Francia, mentre il best of, come abbiamo fatto quest'anno in Giappone, viene fatto in un continente diverso dell'Europa. Probabilmente credo sarà il Brasile la prossima tappa, ma non vorrei azzardare, insomma decideranno loro quale sarà il prossimo appuntamento. E devo dire che oltre ad avere ancora tanto da imparare a livello nazionale, ma questo modo di viaggiare, di confrontarsi, di dialogare, di comunicare attraverso le mani, secondo me è una cosa bellissima, insomma. Allora, io ho un banco solidale dove, ripeto, vengono tantissimi paesi e quest'anno ho seminato il grano turco, qui mi rivolgo a Mirko Visentin, negli orti sociali, dove queste ragazze, queste mamme che vengono da paesi molto lontani, con il grano facevano sia il pane che la polenta. Hanno tutto un sistema loro, tanto è vero che addirittura volevano, sapete, le classiche pannocchie. Noi le sgranavamo con i ragazzi che vengono dei Ceudo, i sacchetti del grano, noi dicevamo guarda che puoi darci anche, siamo abituati. Loro hanno un'altra visione del pane. Tutto manuale. Ecco, cosa mi dice Visentin? È proprio così semplice fare queste cose? Oddio, ci mettono un impegno perché la fame porta ad avere... metterci un impegno ancora più grande nel fare le cose. E, girando, che noi abbiamo visto delle situazioni dove si inventavano al momento il mangiare con quello che avevano, e panificare con della farina creata, trovata su un campo, è una cosa molto emozionante. Loro sono delle persone fantastiche quando riescono da un niente tirar fuori anche una forma di pane e magari cuocerlo su una pietra rovente che è stata al sole tutto il giorno. Questo sì, questo tanta roba. Senta Visentin, lei è titolare di un panificio a Selva del Montello come prima il suo collega di Resana. Ecco, anche lei con queste materie prime ha aumentato, perché materia prima è aumentata, ma abbiamo i costi delle bollette che erano diventati insostenibili, questa speculazione che tutti ne parlano poco, poi qualcuno si è accorto che forse era tempo di dire basta e allora adesso siamo tornati un po' indietro. Non è che non sapessero nomi e cognomi, noi non li sappiamo poco, però qualcuno li sa. Ecco, voi che lavorate tanto, che non è mica facile rimanere a galla in questo periodo. È stato un duro e lunghissimo inverno per queste cose, lo dico sempre, perché di settimana in settimana aumentavano tutte le materie prime, l'energia elettrica, tutto quello che c'era aumentava e tante volte ti veniva comunicato dopo che l'aumento era già stato fatto, ma non potevi nel confronto del cliente cambiare il prezzo ogni giorno del pane. Allora cercavamo di ridurre i costi al minimo, spegnere anche le luci minime che non servivano, per cercare di affrontare un po' questo, io l'ho chiamata pandemia a un certo punto, perché non era più gestibile. Adesso sono un po' ritornati alla normalità. Però... Un'altra cosa che volevo chiedere, io devo correre purtroppo, è trovare del personale. Sempre più difficile trovare personale, poca passione, eppure vediamo che quando andate nelle piazze, l'avete detto voi, questi bambini, questi ragazzi si avvicinano, sono incuriositi, vogliono capire, metterci le mani, perché a loro piace metterci le mani. Forse qualche genitore dovrebbe anche capirlo questo. No, non sporcarti, la sacra si sporca, prego. Sì, assolutamente, assolutamente. Sporcarsi de pan, non si sporca neanche. Questo è slogan. Ecco, e niente, io sono sono sempre favorevole alla gioventù. Io ho 10-15 ragazzi in totale che lavorano da me, sono tutti giovani. Bisogna però avere il modo, il sistema di spiegare, di trattarli anche. La pazienza e le maniere vecchie che usavano con noi, con me da giovane, quando ho iniziato a 14 anni, non servono più, non si possono più usare. Bisogna cambiare il sistema e da là vedi se il ragazzo ha passione veramente e ti vuole seguire. Io ho avuto tante soddisfazioni, soprattutto questi ultimi anni qua ho dei ragazzi che sono meravigliosi. Sono arrivati che sapevano poco o niente, però con la loro umiltà hanno fatto un percorso che adesso posso dire, no stranieri, però gente dalla parte di Italia, ma non solo
nord, arrivano sì. da... Però posso dire bene, tanta pazienza, però quando uno ha voglia si vede che ha voglia di imparare. Allora, io sono andata a vedere una casa di comunità dove ci sono questi ragazzi, proprio perché voglio rendermi conto cosa sta succedendo. E ho visto questi ragazzi tutto il giorno fermi, che non fanno niente. Ma non è per volontà di questi ragazzi. Allora io ho iniziato a parlare con quelli che riuscivano anche a farsi capire in maniera più semplice. Ma tu avresti voglia di venire a fare qualcosa? E io mi ho detto certo che sì. Ma tu avresti voglia, e vado da un altro, a imparare un lavoro, a iniziare un po' alla volta, anche a lavorare? Certo che sì. Allora, io lo dico a qualcuno che forse, voi sapete che io dico tutto quello che vedo. Forse dobbiamo iniziare a smetterla di dire che questi ragazzi non hanno voglia di fare niente. Parlo a 360 gradi. Forse non vogliamo impiegarli nei lavori che possiamo offrire, che sono tanti, perché prima di tutto sono sveglissimi, capiscono tantissimo, parlano, ascoltate la Mirella, 3-4 lingue, no una, 3-4 lingue, perché questo loro emigrare da un paese all'altro, a cercare di avere l'ABC nel paese che ti trovi, li fa veramente velocizzare quello che è l'imparare la lingua, e li lasciamo là. Poi diciamo, ma fanno i spacciatori, ma smerciano droga. Perché non li mettiamo con loro? Noi insegniamo magari a fare il pane. Questo progetto che farò a Villa Margherita, Un sorriso per l'Africa, qua avete visto la nostra televigiana Paola Viola, dove dobbiamo insegnare a fare il pane e lasciarli ritornare a casa, perché loro vogliono ritornare a casa con un lavoro. Perché è inutile mettere l'aratro, ho regalato l'aratro e poi non fanno niente. Sì, ma se si rompe una spina dell'aratro e lui la trova, l'aratro non funzionerà più. Cioè qualcuno, avete capito che sono messaggi devastanti. Cosa ne pensate? Insegnarli a lavorare, giardinieri, panifici, quello che dove vogliono. Perché non facciamo questo? Presidente. Ma credo che sì, il ragionamento è perfetto, insomma va benissimo quello che hai detto, ma credo che il sistema negli ultimi 3 anni sia un po' cambiato anche nei confronti dei ragazzi, cioè nel senso che se noi abbiamo offerto ai ragazzi di stare a casa con un reddito di cittadinanza, adesso non parlo di tutti perché non sono contrario ma non sono assolutamente favorevole al reddito, ma se diamo la possibilità di percepire qualcosa e di stare a casa, la prima scelta è quella di stare a casa. E questo... Ma non era nato così il reddito, era nato col lavoro e con l'insegnamento del lavoro. Secondo me è anche antieducativo questa cosa, cioè nel senso possiamo impegnare dei fondi per far sì che ci siano questi sostegno a questi ragazzi, integrarli nel lavoro, che si creano una sua dignità, un suo futuro, una sua famiglia, perché no, una sua attività in futuro. E con queste parole ringrazio tantissimo, veramente grazie a Mauro Pinel, socio fondatore di Ambassador Dupin, ringrazio tantissimo anche Mirko Visentin, gli altri ospiti li ho già salutati, grazie anche al nostro Pippo Gentile regista, grazie e la posta di Mirella. Dai riccioli d'oro, cantata da un coro stranissimo, non ve lo presento perché lo dimenticherete subito. Polita e Mirella, accompagnati con dal duo di Bassano, Lorenzo e Amabile, in diretta dalla Piazza Libertà e Bassano del Grappa. Ecco, l'ho fatto tutto. Via, si parte. Scolpita in un tronco ti avete un bel pastorello, dall'altare di quella cappella le guarda la valle, poi qualcuno colori e pennello l'han dipitturata, ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là. Stai pregando su dimmi perché, per quell'uomo che suda in un campo
Sono passato in